anche questa mattina apriamo la posta di Mirella, come abbiamo iniziato dal lunedì, che trovo molto rispettoso rispondere alle persone che mi scrivono, che ringraziano. Sono persone per bene, sono persone che nonostante la loro precaria situazione anche economica, non solo di salute, vi dicono grazie, quello che dovrebbe fare anche qualcun altro che invece non fa, e sono i politici che dovrebbero dire grazie a noi che li manteniamo e li teniamo su quelle poltrone, e dovrebbero darsi una mossa, perché ci sono tantissime, ma tantissime, ve lo posso assicurare, famiglie in difficoltà, ci sono delle fragilità. Leggevo questa mattina quel bambino di 2 anni che ha mangiato un biscotto con la droga, una roba allucinante. Non si sanno neanche gli effetti che avrà, poveretto. Questi genitori giovani, perché giovani, che non si rendono conto della fragilità di queste creature che hanno generato, che ne fanno di tutti i colori. Poi per fortuna ci sono i medici, questi luminari, che cercano di salvare loro la vita. Perciò capite che secondo me i servizi sociali non dovrebbero essere aperti 7 giorni alla settimana, ma 24 ore su 24, visto la precarietà che c'è in giro. Allora leggiamo questo che mi è arrivato, l'albero dei bambini, ve lo faccio anche vedere perché è proprio bello anche il disegno. L'albero dei bambini ha i rami d'oro perché assomiglia a un grande tesoro. Ogni lucina arriverà su in cima, un po' come i bimbi, chi dopo, chi prima. L'albero dei bambini viaggia nel mondo, porta a tutti un messaggio profondo. In ogni cosa mettici il bisogno e solo amore farà fino in fondo. Buon Natale. Associazione Margherita. Guardate che bello. Questo lo dedichiamo allora a tutti i bambini che in questo momento stanno soffrendo, compreso i bambini del bosco. Queste fragilità che non riusciamo a capire cosa sta succedendo agli adulti, loro non possono difendersi, sono fragilissimi. È l'adulto che dovrebbe difendere, è l'adulto che dovrebbe capire dove può arrivare dopo fermarsi, non di fare quello che vuole perché lui ha deciso così. Ci sono delle regole, sono fragilità che se tu non li fai crescere bene, prima o dopo pagheranno le conseguenze, e soprattutto lasciare che veramente siano gli addetti ai lavori. Ce ne sono tanti di bravi, non pensiamo sempre che vogliono fare del male a queste creature. Dobbiamo farli lavorare, capire cosa sta succedendo a queste fragilità. Fragilità ne abbiamo tantissime, ad esempio con le scomparse. Ne parleremo questa mattina con Stefano Ticini, referente Penelope, assieme a Lucilla, che è la zia materna di Matteo. Noi abbiamo messo i cognomi, naturalmente, che troviamo molto corretta, anzi vi ringrazio di essere qui, specialmente Lucilla. Non è facile affrontare le telecamere, però io spero che si trovi a proprio agio, ecco, che cerchi di capire che noi non vogliamo fare scoop, però bisogna parlare, non c'è niente da fare. Assolutamente sì. Ieri una signora ospite, una scrittrice, ha detto che la sinistra non deve sapere quello che fa la destra o viceversa. Io invece dico che ormai è ora che invece sia la destra che la sinistra sappiano cosa fanno, perché c'è molta fragilità, sì. C'è molta fragilità e c'è poco aiuto, ecco, io la vedo così. Per fortuna sono nate queste associazioni che non finiremo mai di ringraziare, dove almeno hai un punto di riferimento, perché non ce ne sono altri punti di riferimento. Brava, sono molto d'accordo. E perciò io invito tutte le associazioni continuamente per far capire che ci siamo, anche se qualcuno vorrebbe tenere nell'ombra per non dare il supporto e la visibilità che meritano e che meritate. Cosa dice? Allora, intanto partiamo con Stefano Ticini, che ringrazio, e saluto anche Maurizio Stecca, che è collegato, che è ambasciatore e campione olimpionico di box. Parleremo anche con te. Ciao Maurizio, di fragilità, perché mi sembra che qualcosa non inquadri neanche là con questi giovani. Allora, partiamo con Stefano. Allora, Stefano, Penelope, importantissima a livello nazionale, non solo, cosa sta succedendo e com'è la situazione? L'associazione Penelope è presente in tutta Italia e ci sono realtà regionali che, con il loro presidente, con i loro volontari, che si operano per dare aiuto alle famiglie delle persone scomparse. Quando scompare una persona
è un dramma infinito, perché queste persone finiscono nella terra degli scomparsi, non si sa dove sono, non tornano a casa, si pensa di tutto, che possa star male, che possa essere andato a vivere meglio, che non ci sia più. Quindi non si hanno più notizie e le famiglie sono disperate, la disperazione più totale. Abbiamo Lucilla, che è la zia di Matteo, uno degli scomparsi che stiamo seguendo. No? Ricordo, nella provincia di Treviso attualmente abbiamo degli scomparsi da anni che non si trovano. Come può essere questo? Perché a casa anch'io, ma penso tutti, ma come può una persona scomparire, non essere vista da nessuno, non avere nessuna segnalazione con tutti gli strumenti che abbiamo, perché gli strumenti ne abbiamo, non è che non ne abbiamo. Il problema è, come dice lei, che non si trovano. Diventa l'ago nel pagliaio. Poi, se le scomparse, ognuna ha una storia a sé stante. C'è chi vuole scomparire perché non ce la fa più e vuole isolarsi, vuole andare via. C'è chi scompare non per volontà sua, ma per volontà di qualcun altro. E qua mi fermo perché... Certo. E quindi le scomparse sono diverse, ognuno appunto ha la sua storia. In questo caso noi siamo qua per Matteo Vendramin. Matteo non si trova. Matteo Vendramin lascia la macchina a Rua di Feletto una mattina di ormai 3 mesi fa, il 7 ottobre se non erro, esatto. 7 gennaio sono stati 3 mesi. Dopo aver fatto delle telefonate, dopo aver chiamato il medico curante, dopo aver cercato di contattare delle persone, lui arriva con la macchina a San Pietro di Feletto, parcheggia la macchina nel posto degli autobus, comincia a gironzolare perché le telecamere di sorveglianza delle abitazioni si vede che per qualche tempo, fino a mezzogiorno più o meno, questo ragazzo partiva dalla macchina, rientrava, camminava, si è notato molto serio, si vede un po' stranito forse anche, no? quando lo vediamo passare le telecamere, e poi zero, non si sa più. Lucilla, allora lo so che è molto difficile, ma io cercherò di fare il possibile per metterti, ti do del tu, assolutamente, a tuo agio, molto nel senso, quello che ha detto e mi ha colpito molto Stefano Ticini, si vede che era stranito. Allora, io penso che sia stato anche il mese di dicembre dove ne ho parlato molto, di questo girarsi dall'altra parte, di questo di non voler occuparsi di qualcosa che vedi, perché occuparsi vuol dire impegnarsi, vuol dire fermarsi, riflettere e cercare di aiutare. Una volta si parlava anche con i telespettatori, quando una persona vedeva un ragazzo, un bambino, magari su un posto diverso che non era il posto dove si vedeva, si diceva: dove va? Tu ti c'è, oh, tua mamma sa dove che te si. C'era un occhio che guardava ed eravamo in tanti. Adesso siamo in pochi, tutti chiusi, si vive dentro casa. Tutti dentro casa, non si sa neppure chi abita di fronte a te perché la porta non si apre mai, forse qualche buongiorno, anche no. Come mai secondo te, Lucilla, iniziamo a capire questo Veneto così accogliente? Io dico sempre che c'è il profondo sud, ma abbiamo anche il profondo nord, lo dico spesso. Direi di sì. Brava. Ecco, mi fa piacere che almeno ti faccia un po' sorridere. Direi perché di sì. Sarebbe ora invece che qualcuno dicesse: devo fare anch'io la mia parte, se vedo qualcosa che non va devo cercare, ma anche se non voglio impermeare, chiamare i vigili, non so, ho visto questa persona, la vedo un po' strana, potete fare un controllo. Invece nessuno vede niente, nessuno telefona, nessuno chiama. Prego, Lucilla. Diciamo che come spiegare il disagio sociale molto diffuso, come dici tu, di questi ultimi anni è materia estremamente complicata. Tornando a Matteo e a quello che ha detto Stefano poc'anzi, Matteo era già da qualche giorno che aveva
una forma di preoccupazione piuttosto profonda per il suo stato di salute, che fosse fondata o meno, lui era estremamente preoccupato, anche perché 2 anni e mezzo fa ha perso il papà in maniera anche così, come dire, molto inaspettata. Quindi noi nel primo periodo abbiamo fatto parecchi appelli appunto a Rua, ai residenti, al territorio, e abbiamo ricevuto pochi riscontri, diciamo, forse perché le persone non erano a casa, però parliamo di una fascia oraria in cui, no, uno esce per accompagnare i bambini all'asilo, a scuola, era tra le 8. Sei in strada. Sì, poi Rua ha meno di 1000 abitanti, quindi io quando ci sono stata comunque seguita da sguardi, però d'altro canto, come dire, non possiamo assolutamente obbligare le persone, quindi l'appello è sempre quello, anche se sono trascorsi più di 3 mesi, se qualcuno ricorda, non ha importanza quanto tempo è trascorso, fatevi vivi, perché tutto aiuta, perché vivere questa vita sospesa, diciamo, per la famiglia, per gli amici, per la comunità, perché io la considero una ferita di tutta la comunità, di quel meraviglioso territorio, è terribile, è intollerabile, non è sopportabile. Quindi, tornando all'impegno, certo, io assolutamente condivido l'impegno personale, l'impegno individuale, ma serve impegno anche delle istituzioni, serve che le istituzioni, secondo me, organizzino questo impegno, servirebbero, stante i numeri sempre più crescenti di persone che scompaiono, e io leggevo sul sito del Ministero degli Interni che in testa a questa classifica ci sono proprio il Veneto e la Lombardia, quindi abbiamo numeri da paura, si parla di un'ottantina di persone al giorno, questo coinvolge tutto il territorio nazionale, quindi sono tanti, sono numeri che indicherebbero e indurrebbero a pensare che servono strutture specializzate anche per le famiglie, perché alla fine io sarò eternamente grata a Penelope, non avremmo saputo cosa fare, a chi rivolgerci, a chi appoggiarci, ed è importante soprattutto nel primo periodo, perché uno si trova sgomento, smarrito, con nel mio caso il nipote svanito nel nulla, e non si sa che fare. Quindi assolutamente tanta gratitudine alle associazioni che con molta appunto dedizione si impegnano in questo ambito. Però io ribadisco il concetto, bisogna creare delle squadre, insomma, una sorta di flying team che intervenga, che sì, si parla di protocolli, ma poi nessuno va a verificare se il protocollo è stato rispettato, chi è in capo a che cosa. È una materia talmente complessa che richiederebbe tanti tavoli tecnici per appunto elaborare un protocollo nazionale. Di Matteo non sappiamo più nulla. Quanti anni ha Matteo? Compierà 32 anni il 1° marzo, quindi siamo vicini al suo compleanno, e non oso immaginare come si sente mia sorella e la sorella di Matteo, quindi siamo vicini al suo compleanno, e naturalmente sono ricorrenze che in uno scenario del genere sono assolutamente drammatiche, come è stato dolorosissimo il Natale e tutte le festività
perché ovviamente chi soffre ha la sensazione che paradossalmente la vita fuori continua senza colpo ferire. Mentre tu sei immerso in questo. Vediamo anche le foto dolore. di Matteo, visto che le abbiamo, ecco, tutto può essere utile, come dice Assolutamente Lucilla, sì. è importante che se qualcuno ha visto qualcosa o ricorda qualcosa, ecco, come fai a non vedere questo uomo che cammina, ecco, molto magari pensieroso, Era molto cupo, turbato. Era molto cupo perché era molto preoccupato di questo mal di schiena, di questi dolori addominali. È sempre stato una persona molto sensibile, quindi io posso immaginare che lui era uscito, era in permesso di lavoro perché quella mattina doveva fare un controllo, un'ecografia in un centro privato. Non si è presentato, ha proseguito ed è arrivato a Rua. Perché Rua nessuno ha capito, forse perché il luogo gli ispirava tranquillità, forse aveva necessità di riflettere, comunque qualche cosa è scattato nella sua mente, perché ad un certo punto è sceso dalla macchina dopo aver a lungo girovagato per Rua. Che le telecamere lo dimostrano. Però è svanito nel nulla e io credo che lui sia svanito nel nulla in preda così ad un impeto, ad un impulso di forte stress emotivo, con l'idea, no, quasi di una fuga che mi libera da questo pensiero, da queste preoccupazioni. Quindi può essere andato ovunque, può essergli successo qualche cosa lungo il percorso, un incidente, può aver fatto degli incontri non esattamente raccomandabili, tutto è possibile e anche il contrario di tutto. Però non c'è la risposta? Non c'è. Noi siamo pieni di domande, sempre in attesa di risposte, con la paura talvolta di averle, però non ci sono tracce, non ci sono indizi, le segnalazioni sono state poche. Stefano mi può confermare che sono state davvero poche, soprattutto anche nel primo periodo, quindi anche questo è un fatto un po' misterioso, molto strano, e noi siamo sospesi in attesa di un riscontro che ahimè non arriva. Insomma, adesso abbiamo inoltrato un'altra domanda per ripetere in maniera più allargata e più approfondita una nuova ricerca in un perimetro differente, ma su questo ne parleremo con Stefano Ticini. Allora, Maurizio Stecca, così lasciamo un po' respirare sia Lucilla che Stefano. La frase che ha detto, la parola soprattutto che ha detto Lucilla, queste vite sospese. Ecco, noi abbiamo questi ragazzini, queste ragazzine, questi giovani ragazzi, non solo minorenni ma anche diciottenni, ventenni, che forse non hanno capito che il mondo non può girare così. È un mondo sospeso per loro, stanno cercando in qualche maniera di avere una visibilità nella maniera più sbagliata che ci possa essere, però essere protagonisti di un qualcosa. Il problema è che diventano protagonisti di un qualcosa che fa male tantissimo a loro, tantissimo alla società, alla comunità, ma che io dico sempre, Maurizio, nessuno vuole fermare. Eccolo qua. Eppure abbiamo i mezzi. Quanti progetti abbiamo presentato anche alle prefetture, anche noi nel mondo del volontariato, per cercare di dare una mano, per cercare di dire che forse se facciamo squadra tutti assieme riusciamo a fermare, perché i numeri sono pochi rispetto a quelli bravi, sono sempre gli stessi. Dividiamoli per ogni città, ogni paese, cosa sono? 5? 10? Cioè, non è possibile che 10 ragazzini tengano in mano le forze dell'ordine, i sindaci, i loro coetanei che hanno paura di uscire per non incontrarli. Eppure tu l'hai detto più volte, siccome che a loro piace tanto scazzottare, allora facciamo magari 3-4 ore
Con te? Certo, Voglio certo. vedere se dopo hanno tutta questa voglia di andare in giro per il paese o per la città o i centri storici a creare problemi. Però vedo che non si va avanti, Maurizio. Sono anni che ne parliamo, tu lo sai, abbiamo cercato anche di fare squadra con le associazioni, anche qua un bel discorso, ognuno il proprio orticello, guai andare oltre, sono io che devo avere la visibilità e basta, anche se dura un minuto, ma ce l'ho io. Esatto. E questi ragazzi continuano sempre di più ad alzare l'asticella, senza pensare che se sono minori, poi a 18 anni le pagano tutte. E poi arrivano i problemi. Allora, o hai una famiglia molto ricca, allora cominciamo con gli avvocati, visto che i processi durano 20 anni in Italia, e allora vai bene, poi puoi arrivare anche alla prescrizione se hai tanti soldi, oppure finisci male, finisci in un tunnel che non ne vieni più fuori. Come vedi tu la situazione di queste vite sospese, Maurizio? Tu che sai cosa vuol dire, ecco, difendersi, cercare di lottare ma nella maniera giusta, per un motivo giusto, per uno sport anche importante. Prego. Io, allora, prima di tutto mi dispiace tantissimo della situazione con i signori così. Noi nel nostro qui paesino, io sono di Casale sul Sile, praticamente abbiamo anche un gruppo su WhatsApp che praticamente qualsiasi cosa che o c'è un piccolo problema sulla strada, oppure si perde qualcosa, oppure se c'è da parlare, da fotografare, da fare qualcosa, praticamente c'è sempre un'informazione in più di essere anche più attenti o più ricercatori di tante altre cose. E questo ci fa stare un po' più sicuri nel fatto che se possono succedere delle situazioni sbagliate che magari non vanno bene, oppure che c'è qualcosa, siamo un po' informati, ma è un paesino di 15.000 abitanti e tra di noi nel nostro contesto ci sono i messaggi e altre cose. Non per questo che bisogna fare tante altre cose, come dicevi tu, Mirella, è impossibile, cioè, anche questa notizia qui di ricercare, però quando c'è uno che scompare subito, c'è subito la situazione delle istituzioni, della polizia, di tutto quanto, per andare a cercare immediatamente le situazioni, il fatto, ecco. Io ho preso dei progetti anche sportivi sul fatto che dovrò fare qualcosa anche per le scuole. Vado a parlare, ho un appuntamento adesso fra 10-15 giorni in una scuola, vado a parlare della vita magari di un campione, che cosa ha fatto per arrivare ai grandi successi, e sicuramente spiegherò della mia vita, come sono cresciuto, in che modo, mi sono già passate 2 generazioni dalla mia attività e tutto, però il concetto di stare sempre in ordine nel settore educativo, sempre nel settore sportivo, nel settore anche nel migliorare e di ragionare nella vita sociale, che oggi è difficile vivere, perché tanto è difficilissimo, lo vediamo. E quello che distrugge, ormai li abbiamo, sono i social che oggi chi non è su un social non è nessuno. E allora per farsi vedere e per fare tante altre cose preferiscono farsi vedere sul telefonino che andare a fare magari dello sport o magari diventare qualcosa. E questo per noi è molto difficile anche, ma non impogli delle cose, però fargli fare delle regole che devono passare nella crescita della loro vita. Però Maurizio, quello che vedo che si fa poco è cercare di cambiare la regola della rabbia, perché questi ragazzi sono rabbiosi. Allora, la rabbia, per tirarla fuori e farla diventare positiva e non negativa, io penso che un'arma importante sia lo sport, la disciplina sportiva. Esatto. Invece, quello che io vedo, con tutto il rispetto, guardate, per carità non voglio criticare, sennò sa cosa mi diranno, ho avuto anche il presidente dei psicologi, l'unica cosa che vedo, tutti i progetti con queste figure professionali, per carità molto importanti,
che vanno nelle scuole, nelle strade a cercare di parlare con questi ragazzi. Ma sono anni ormai. E invece di diminuire i numeri aumentano. Allora c'è qualcosa che non mi quadra. Allora dico, perché investire solo in questi progetti e non abbinare magari a questo progetto, poi vorrei sentire anche, ecco, la professionalità di altre realtà per fare una squadra, perché l'idraulico si occupa di quello, l'ingegnere si occupa di quello, cioè bisogna avere più realtà messe assieme per cercare di far capire a questi ragazzi che così non gira, non è una realtà solo. Invece qui vediamo che vanno avanti solo, ecco, queste realtà, e i numeri stanno crescendo, stanno preoccupando, i diversamente giovani hanno paura di uscire alle 4 del pomeriggio per non incontrare questi ragazzi a portare le immondizie, ma non sono sicuri neppure a casa, perché adesso entrano a casa tutte le ore. Capisci che c'è qualcosa che non gira? È la politica che blatera invece che agire. Ecco, se una legge è sbagliata va cambiata, appunto. In questo momento, in questo particolare contesto di cambiamento epocale, queste leggi non vanno più bene, e chi sbaglia deve pagare, indipendentemente se ha 12, 14, 16 anni, in proporzione all'età, in proporzione allo sbaglio, ma deve pagare. Che mi sa che con questo buonismo è una bravata, siamo stati tutti giovani. Poi alla fine vediamo cosa sta succedendo. Allora andiamo a vedere il video di Penelope, che è molto importante, poi sentiamo, ecco, la professionalità anche in questi contesti. Ti ho atteso come Penelope aspettava Ulisse, come Giulietta aspettava Romeo, come Beatrice aspettava Dante per riscattarlo. Il vuoto della steppa era affollato dai ricordi di te, dei momenti passati insieme, dei luoghi nei quali siamo stati, delle nostre gioie e delle nostre discussioni. Paulo Coelho. L'attesa è per chi, in un giorno qualunque, al sorger o al calar del sole, scompare, perché esce da un luogo qualsiasi e non fa più ritorno, per giorni, mesi, anni, lunghissimi anni. È il mondo del limbo, quello degli scomparsi fatto di vite sospese, perché non è né vita né morte. Secondo gli ultimi dati della relazione stilata dal commissario straordinario dell'Ufficio per le persone scomparse del Ministero dell'Interno, sono 250.008 le denunce di scomparsa registrate dalle forze dell'ordine dal 1 gennaio 1974 al 30 giugno 2020. Di queste 188.182 ritrovati, mentre, ancora da ritrovare, ci sono 61.826 scomparsi. È quindi da considerarsi un fenomeno sociale di grande rilevanza, ma, ahimè, non ancora percepito come tale. Proprio per questo, nel 2002, nasce a Potenza Penelope. È Gildo Claps che ha per primo l'intuizione. Lui, che è il fratello di Elisa, scomparsa nella sua città, nella chiesa della Santissima Trinità, costituisce l'associazione Penelope per il sostegno dei familiari e degli amici delle persone scomparse. E Penelope da allora corre in aiuto di chi viene colpito dalla sconcertante scoperta di non ritrovare più il proprio caro, da un minuto all'altro. Da quei giorni del 2002 Penelope inizia a tessere la tela di contatti e legami con le istituzioni e con i media nazionali e locali. Penelope si impegna e lotta con tutte le proprie forze e risorse umane per dare voce a chi non ne ha. Ed ecco che finalmente nel 2007 nasce la figura del commissario straordinario per le persone scomparse, facente parte del Ministero dell'Interno, che, coadiuvato da un team di addetti ai lavori, segue ogni denuncia di scomparsa. E poi l'infinita lotta per formare tutte le forze dell'ordine guidandole a comprendere che cosa significa una denuncia di scomparsa. Perché veniva assolutamente sottovalutata, non si metteva in atto alcuna ricerca per cercare di arrivare al ritrovamento del soggetto. Altra cosa inaudita è che si imponeva di aspettare un lasso di tempo di 72 ore dal momento della sparizione all'accoglimento della denuncia. Anni di convincimento per arrivare a rendere chiaro che sono le prime ore della scomparsa quelle fondamentali
per cercare e poter ritrovare la persona. E poi finalmente la conquista di una legge ad hoc, la 203 del 14 novembre 2012. Allora Stefano, prima mentre parlavi io osservo molto e anche adesso ti guardo e vedo che tu stai vivendo questo momento, i tuoi occhi parlano. Ecco, questa passione, questa commozione nel ricordare quello che tu sai che noi non sappiamo, perché anche tu hai un vissuto, una tua vita, i tuoi ricordi, però cerchi di aiutare. Cerchi di mettere anche tu quella goccia avvicinandoti a Penelope, facendo parte di Penelope e cercando di capire cosa si può fare per aiutare queste persone, il dramma di queste famiglie, di questi genitori, di questi fratelli, di questi nonni. Però siete voi e siamo sempre là, il cittadino che si deve rimboccare le maniche, deve creare un'associazione perché funziona così, lo vediamo nelle malattie rare. Lo vediamo dappertutto, il mondo del volontariato è fatto di associazioni che aiutano, mentre la politica sta a guardare, poi dice che riflette, deciderà, qualche passo in avanti l'abbiamo sentito, ma non basta rispetto ai numeri che abbiamo, rispetto alle soluzioni che si potrebbero trovare, perché l'immediatezza è fondamentale nella scomparsa, tu ti devi muovere subito, non puoi aspettare giorni. Devi muoverti immediatamente. Ecco, che appello vorresti fare, Stefano, alla politica, quella politica che ancora fa fatica a capire che bisogna accelerare, non bisogna frenare o andare a destra, a sinistra, bisogna accelerare e andare dritti al problema. Prego. Oddio, dare consigli alla politica è tanto difficile. Io nel mio piccolo ho portato l'uniforme per 40 anni. Ecco. Quindi io sono stato carabiniere forestale fino al 2023, quindi l'altro recente giorno. E di queste situazioni ne ho viste tante. Sì, le istituzioni fanno magari forse ancora troppo scollegate l'una dall'altra, però fanno. Bisogna trovare la quadra per poter unire di più queste forze, perché se no abbiamo tanta dispersione, abbiamo tante forze in campo, esatto. Ma tanta dispersione. Ci perdiamo a volte in un bicchiere d'acqua. Cioè, anche per Matteo è stato fatto tanto, le forze in campo erano tante, uomini specializzati, cani, mezzi, tecnologia, droni e quant'altro, però bisognerebbe unire di più le forze e dire io ho visto questo, tu cosa hai visto? Prendere lo psicologo e dire ma abbiamo tracciato un quadro, un profilo della persona scomparsa? Sì, lo stiamo facendo. Allora, perché lo cerchiamo qua piuttosto che cerchiamolo qua e anche da un'altra parte, magari no, la mente... Non è detto che sia là, può essere da un'altra parte. Perché da Rua di Feletto lui, le ultime telecamere l'hanno immortalato lì, Rua di Feletto. Poi è sparito, da qualche parte sarà andato, certo. Magari non è andato lontanissimo, magari si è incamminato ed è andato chissà dove. Le ricerche, chiaramente il territorio è vasto, è Lago nel Pagliaio, si cerca Lago nel Pagliaio. Nonostante che vigili del fuoco, guardie di finanza, protezione civile, carabinieri, c'era di tutto e di più. Forze specializzate, unità cinofile. Ma quando si sono mosse queste forze? Da quando, Lucilla, da quando è scomparso? Perché devo correre per demandare pubblicità. Matteo è scomparso la mattina del 7 ottobre, è uscito di casa verso le 8 e qualche minuto, è arrivato a Rua, è stato un po' di ore a Rua, girovagando, e poi è svanito nel nulla. Quindi il 7 di ottobre, quel maledetto 7 ottobre. Vorrei allacciarmi a quello che ha detto Stefano e a quello che hai detto tu prima. In effetti non è che, come dire, c'è collaborazione, c'è attività di indagine. Spesso anche la mia percezione da persona interessata e coinvolta è che non sia
tutto connesso, quindi servirebbero competenze, e talenti e risorse coordinati, perché la frammentarietà, soprattutto nei primi giorni, delle informazioni è devastante per la famiglia, intanto perché io a tutt'oggi non ho un quadro di che cosa esattamente ha fatto Matteo in quelle 2-4 ore che è rimasto a Rua di Feletto, e mi sembra un dato preoccupante che nessuno abbia ricostruito nel dettaglio, perché i mezzi per fare questo ci sono, e invece noi sappiamo che ad un certo punto lui è scomparso, come se fosse scesa una navetta di UFO e l'avesse prelevato. Siamo a Rua di Feletto, meno di 1000 abitanti, il territorio è morfologicamente complesso, perché naturalmente zone boschive, viti, vigneti, però con gli strumenti che abbiamo, io credo che la necessità, ripeto, i numeri fortemente in crescita dovrebbero indurre le autorità a collaborare intanto con le associazioni che già hanno maturato parecchia esperienza sul campo, ma anche a essere, come dire, il quadro madre entro la quale le tante competenze che ci sono sul campo si muove. Le famiglie, per esempio, io abbraccio tutte le famiglie degli scomparsi, quelli che lo sono da tanto tempo, quelli più recenti, perché posso capire perfettissimamente quanto sia, come dire, quanto ci si sente soli. Finito il clamore dei primi giorni, ad un certo punto uno non ha più nessuna notizia. Quindi le famiglie invece avrebbero necessità di essere supportate, un supporto psicologico. Come dicevi tu prima, uno si deve arrangiare da solo, cercarsi lo psicologo, cercare di trovare quello, magari è distante, quindi non si riesce, ma c'è necessità di supporto, c'è necessità di figure che facciano da ponte. Questa è una funzione che al momento fanno appunto le associazioni. Penelope è particolarmente specializzata in questo, ha tutta la nostra profonda gratitudine, e non lo dico per piaggerie, ma lo dico perché francamente noi non avremmo saputo assolutamente come muoverci, non si è preparati a un evento tragico del genere. E Matteo era un 31enne con una vita normale, con una laurea in scienze e tecnologie alimentari, con una laurea magistrale, con un master, con un lavoro che gli piaceva, una persona normalissima, un 31enne normalissimo che di colpo, quel maledetto 7 ottobre, scompare e la famiglia non sa nulla. Pubblicità. Maurizio Stecca, cosa vuoi dire? Io so quante cose tu vorresti dire, andiamo nelle scuole, va bene, dopo il dopo scuola come lo facciamo? Lo facciamo sempre a scuola o li portiamo veramente in queste palestre a capire l'importanza, magari anche della fragilità? Andiamo a vedere questo box e fragilità, perché la parola disabilità sai che io non la sopporto, per me sono diversamente agili, si muovono in maniera diversa, ma non sono disabili siamo noi, che li chiamiamo ancora così, io li chiamo diversamente agili. Andiamo a vedere questa fragilità con la box. E si rivolge a tutti i tipi di disabilità. Inizialmente abbiamo
Ecco qua Maurizio, bellissimo questo video che mi hai mandato Sì, e ti ringrazio, sono fantastici come vedete. Perché non li facciamo sedere sulle carrozzine questi ragazzi che hanno alzato l'asticella con 2 bei guantoni, i sì. caschi, e lì cominciamo... No, perché veramente qua le soluzioni ci sono, il problema è che non vogliono farlo, perché il sistema deve essere quello e io devo andare avanti con quel sistema, non cambiare il sistema, perché cambiarlo vuol dire che non ho più la visibilità che potrei avere col sistema fermo immobile. Prego Maurizio. Guarda Mirella, nel Veneto ci sono 52 palestre di pugilato, 52. Quelle immagini che avete visto con i ragazzi in carrozzina, che praticamente c'è stata una proposta di tanti anni fa dove in Italia ancora non c'era. Invece praticamente la nostra federazione, già all'estero c'era già questa situazione, c'erano i campionati italiani, c'erano incontri, via. E queste dimostrazioni adesso la Federazione Pugilato Italiana ha dato l'ok e praticamente sono arrivati anche dei campionati italiani in questo tipo di modo di boxare. Abbiamo inserito anche questi ragazzi che è una cosa molto importante anche per la loro vita, perché non rimanere... perché era vietato farli, il CONI, le istituzioni, tutto quanto, nelle attività sportive hanno reso noto anche nella situazione medica, anche in certe situazioni mediche e tutto, hanno dato l'ok e adesso c'è più attività. Ecco, quello che voglio dire, le palestre sono tutte piene, perché le conosco tutte, conosco tutti i tecnici del Veneto, e ci sono riunioni di pugilato e sono sempre piene di gente che vengono a vedere, e ci sono molte attività a parte nella palestra. Non c'è solo l'agonismo, c'è l'amatoriale, ci sono i bambini che vengono in palestra a fare la corda, a fare il sacco, anche se non devono andare sul ring, per loro il movimento, ginnastica, il modo di sfogarsi, fare unione con i propri compagni, sia negli spogliatoi, sia nella palestra, sia quando fanno l'attività fisica, e per loro ho sentito anche parecchi genitori che sono molto contenti quando il proprio figlio o figlia, perché ci sono anche le bambine e le donne che fanno la boxe, non solo gli uomini. Noi siamo quasi, l'Italia penso che sia la terza o la quarta più forte che c'è in Europa, e praticamente andiamo molto bene, perché poi abbiamo avuto una medagliata olimpica a Tokyo, e praticamente l'attività nel pugilato perciò è in i crescita, numeri ci sono e fanno capire che forse, ecco, anche questa potrebbe essere una strada da percorrere. Maurizio, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Allora andiamo a vedere invece quante cose può fare un cane, proprio parlando di Penelope. Il cane è una creatura meravigliosa. Quante cose sa fare con il suo naso umido e un po' grinzoso. Sa trovare cose, avvertirmi se ho un attacco epilettico o se la mia glicemia fa i capricci. Sa indicarmi dove sia la persona che sto cercando. Il suo fiuto è speranza. Speranza di abbracciare di nuovo qualcuno a cui voglio bene, che si è allontanato o si è perso su un sentiero. Il suo fiuto può portare anche dolore. Un dolore che però mi permette di chiudere un cerchio, di sapere cosa sia successo. In tante storie di scomparse, l'olfatto del cane ha portato al successo di un ritrovamento, ma in altre questo non è accaduto. Ciò significa che dobbiamo prendere un'altra direzione e ripartire nuovamente a cercare. Sapere comunque che un quattro zampe specializzato sta cercando quanto a te più caro
ti fa riacquistare per un attimo la speranza che tutto vada bene. Non ce ne accorgiamo, ma anche il nostro naso pensa, riconosce, categorizza, giudica, crea, parla come quello di un cane. Anche il nostro naso può fiutare un odore umano e riconoscere una persona quasi come si riconosce un volto. Purtroppo non abbiamo conservato questo istinto primitivo e quando una persona scompare, oltre al dolore di non vedere il suo volto, si aggiunge quello di non percepire il suo odore. Possiamo solo annusare gli indumenti riposti in un armadio e nei cassetti, nel vano tentativo di soffrire un po' meno per la sua assenza. Se nel fiuto di un cane riponiamo la speranza di un ritorno, in quello di un investigatore cerchiamo la capacità di intuizione, di perspicacia, di sagacia, la capacità di giudicare, di valutare, di andare al di là delle apparenze e non di meno comprensione umana. Un cane ha bisogno di fiutare 5 impronte per capire la direzione di qualcuno. Il fiuto investigativo può averne anche meno, ma ha bisogno di un approccio alla scomparsa più strutturato. Se la traccia che si segue risulta poi sbagliata, è difficile tornare indietro e trovare quella giusta. Un grazie a Druido, Black, Blackjack, Bo, Ba ed Ercole e tanti altri. Credendolo un gioco, ci portano speranza. Com'è stato un allontanamento? Allora Stefano, abbiamo visto questa meraviglia, un'altra creatura, l'amico dell'uomo, il cane, quanto importante è anche nelle ricerche. Vi ricordate anche di Yara, questi cani molecolari avevano portato, cioè loro non sbagliano, sono addestrati per questo, hanno un fiuto incredibile. Ecco, in merito a queste ricerche come vedi la situazione, ecco, di essere accompagnati anche da questa creatura meravigliosa che è l'amico dell'uomo? Quanto importante è? È importantissimo. Io premetto, durante la mia attività di servizio ho fatto 20 anni di cinofilia. Guarda che hai perso il microfono, scusa. Ho fatto 20 anni. Ah, lo puoi tenere anche così. Ho fatto 20 anni come unità cinofila da soccorso. Quindi parecchie esperienze le ho avute. Ora le cose si sono evolute, stiamo andando ancora più avanti, quindi sempre più preparati, no? Nella ricerca delle persone con le unità cinofile. Ma ricordiamoci sempre che unità cinofila è composta da cane e conduttore. Ci deve essere una cosa sola, il conduttore e il cane. Il cane deve fidarsi del conduttore, il conduttore deve fidarsi del cane. Qui è inscindibile questa cosa. Quindi un addestramento fatto bene con un conduttore che sia in grado di fare il conduttore ci porta a dei risultati veramente eccezionali. Adesso sono tornati, non dico di moda, sono tornati i cani molecolari, noi li chiamiamo cani molecolari, e quindi che riescono a seguire non la traccia fresca dell'umano, ma riescono a seguire una traccia di quell'umano che stiamo cercando. I cani di Sant'Uberto sono i Bloodhound, ma anche altre razze vengono utilizzate a fare questo. Se addestrati bene riescono a fare le cose incredibili, cioè hanno un olfatto incredibile. Sentito? Io ho fatto sia il figurante per questi cani durante le attività addestrative. Ecco, in questo caso, visto la zona, sono stati adoperati questi cani per vedere? Allora, sono stati utilizzati, io sono arrivato in zona, ho seguito un po' le ricerche come Penelope, ho girato il territorio, io poi fra l'altro, essendo stato comandante di stazione Carabinieri Forestale di Valdobbiadene per tanti anni, il Feletto è la zona mia come giurisdizione, quindi la conosco. Sono stati utilizzati sia volontari di protezione civile a piedi, sono stati utilizzati cani. Tanti cani li ho visti, gente che conoscevo già da quando ero in servizio, professionisti, veri professionisti. E cani molecolari, è intervenuta la presidente di Penelope Friuli
che è fra l'altro conduttrice di cani molecolari, quindi abbiamo fatto intervenire dal Friuli anche questi cani molecolari. Erano intervenuti giorni prima anche da parte di altre associazioni queste tipologie di cani. Il territorio è stato... E questo fa sperare magari che, come dice, si parlava prima, che magari si sia spostato da un'altra zona, chissà, mai perde la speranza, diceva anche Papa Francesco, bisogna vivere con la speranza. Assolutamente sì. Allora Lucilla, andiamo a vedere anche questo appello del scomparso di Matteo, chissà che non arrivi il miracolo nel 2026, il 2025 è passato. Io ricordo e dico sempre parole di Papa Francesco: pace, speranza e misericordia, chissà. Allora andiamo a sentire l'appello. Mi rivolgo alla comunità di Rua, che se avete dei ricordi legati a quella tragica mattinata o comunque nei giorni a seguire, dei ricordi riguardanti Matteo e i suoi vari spostamenti, anche la cosa più minima, anche la cosa più che a un primo momento può sembrare banale, di rivolgersi alle autorità competenti. Chiunque abbia informazioni su Matteo Vendramin, 31 anni, di Conegliano, scomparso il 7 ottobre scorso in zona Rua di Feletto, si faccia avanti. Non è possibile, si dice, che in un paese così piccolo nessuno lo abbia visto. Il Punto sulle sue ricerche in mattinata a Conegliano ha evidenziato ancora una volta la necessità di avere più informazioni. La sorella Elena si rivolge poi direttamente a lui, sperando che ascolti e torni a casa, facendogli sapere che l'amore di chi lo attende è immutato. Mi rivolgo direttamente a mio fratello nella speranza che in questo momento lui mi possa sentire. Parlo a nome mio, ma parlo a nome di tutta la mia famiglia, di tutti i suoi amici, di tutti quelli che lo stanno cercando, che non è solo, che noi aspettiamo solamente che torni a casa e vogliamo solo riabbracciarlo. Così anche zia Lucilla, che racconta di come fino ad ora i pochi indizi non abbiano portato a nulla. Si sa per certo che il giovane ha lasciato la sua auto a Rua di Feletto, poi ha gironzolato per 3-4 ore, facendo anche una ricerca su Google Maps intorno alle 9:15, per poi scomparire nel nulla. La frazione ha meno di 1000 abitanti, quindi ci suona, come dire, improbabile che nessuno lo abbia visto. Un territorio boschivo, un laghetto nelle vicinanze, molte le zone per ora perlustrate senza esito. Il nostro timore, la nostra preoccupazione, l'angoscia, lo sgomento è proprio che gli sia successo qualche cosa. Una scomparsa la sua che lascia un vuoto enorme nella famiglia e negli amici che stanno sostenendo con ogni mezzo le ricerche. Dare una direzione alle indagini, ma soprattutto, chissà, può rivolgersi anche all'associazione Penelope, che funge da tramite con la famiglia, purché le segnalazioni siano fatte in modo corretto. Sono zia Luci, Matteo, torna, ti prego, torna. Vogliamo tenerti per mano, qualsiasi sia il motivo per cui, sempre che tu abbia voluto allontanarti, sappi che noi ti aspettiamo e vogliamo tenerti per mano tutti. Hai degli amici meravigliosi che non si danno pace. Allora Stefano, so che volevi concludere, che lasciamo respirare Lucilla, perché sono immagini per lei molto particolari. Chiaro. Stiamo parlando appunto di ricerche, di unità cinofile, di persone specializzate in campo, ce ne sono state tante, è stato fatto tanto per trovare Matteo come per trovare gli altri scomparsi, sì, è stato fatto tanto, ma se la persona non torna a casa in qualche modo non è stato fatto tutto quello che si doveva fare. È una sconfitta per tutti, è una sconfitta per tutti. Per chi ha fatto le ricerche, per chi ha dedicato il tempo, sia a livello psicologico che tecnico. Quando la persona non torna a casa è una sconfitta per tutti. Bisogna fare un po', tornare indietro, riavvolgere il nastro e dire dove... Qual è l'anello che manca? Qual è l'anello che manca? Andare a ritroso e dire non abbiamo visto questo, forse ci è sfuggito. Cioè, finché la persona non torna a casa è una sconfitta per tutti. Allora lasciamo respirare ancora Lucilla, poi chiuderà lei questa prima parte di trasmissione. Maurizio Stecca, come concludi? Cosa vuoi dire? Ecco, che appello vuoi fare tu? Mi piace moltissimo della situazione e come si dice, cerchiamo, cioè qualsiasi cosa porta anche dispiacere, perché non ritrovare poi una persona che poi è anche amata e anche che poi ha vissuto, cioè tutto quanto, porta a disagio tutto quanto. Le istituzioni, dai, come si è parlato, sicuramente daranno il modo
di fare qualcosa e di essere anche uniti in queste cose qui. Nella mia situazione di tutti i ragazzi spero di portare conforto e di portare sicuramente attività per questi ragazzi che non siano sempre a girovagare per tutto il periodo della loro crescita, ma portarli sicuramente una direzione per lo sport. Grazie a Maurizio Stecca, questo campione olimpionico che invece sta mettendo questa goccia nell'oceano per cercare di migliorare la qualità e il percorso di queste vite sospese che sono le nostre fragilità, i nostri ragazzi. Lucilla, te la senti di fare un appello? Cosa vuoi dire? Come vuoi chiudere? Vorrei chiudere chiedendo alle autorità competenti di non mollare, di proseguire nelle indagini, perché come diceva Stefano è una sconfitta per tutta la società e prima di lasciarsi andare a ricostruzioni talvolta fantasiose che mi sono state ventilate, bisogna trovare le persone e bisogna capire. Quello che manca nella storia di Matteo è che io non ho percepito un profilo, non so se ci si è chiesti perché, che cosa è successo nei giorni precedenti. Noi famiglia abbiamo detto che appunto stava soffrendo, aveva questo stress, questa ansia, questa preoccupazione per la sua salute, quindi tutti indici e indicatori di uno stato d'animo che è stato il motore, secondo me, di questo allontanamento non volontario. Quindi fin tanto che non lo si ritrova, fino a prova contraria, c'è il dovere, l'obbligo di cercarlo. E quindi, per favore, continuiamo a cercare Matteo. E con l'immagine di Matteo che mandiamo in onda, noi vi ringraziamo. Chi ha visto parli, telefoni, dia un cenno, si rivolga alle forze dell'ordine. Ma possibile che nessuno a Rua abbia visto questa meraviglia? Guardate che viso da buono, la dolcezza, si parlava con la zia Lucilla prima, quanta sofferenza dentro questo sorriso, magari molto per paura chissà di un qualcosa che lui non riusciva a dire. Vorrei aggiungere solo una cosa, che non solo tutta la famiglia, ma Matteo aveva un'estesa rete amicale che non demorde, che lo aspetta, che si dà da fare, e questo è un dato, come dire, commovente. Quindi Matteo, se sei in grado di sentirci, batti un colpo. Batti un colpo, Matteo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, invece un grazie da parte mia a questi ospiti meravigliosi di questa prima parte. Pubblicità. I disagi sul territorio a causa delle politiche messe in atto da Poste Italiane. Sempre più spesso il servizio viene eradicato dal territorio, ricordando che è un servizio essenziale, potremmo dire, perché non si tratta solo di corrispondenza, ma ormai gli uffici postali fanno attività di documenti, di servizi finanziari, economici, ci sono correntisti. E in questi giorni stiamo assistendo a un depotenziamento del servizio in Riviera del Brenta, nella zona del Dolese. Per questo il consigliere regionale Montanariello ha depositato un'interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente della regione Alberto Stefani. La situazione degli uffici postali in Veneto, afferma il consigliere Dem, continua ad essere critica e non più rinviabile. Chiusure temporanee, riduzioni di orario, carenza di personale stanno penalizzando cittadini, imprese e amministrazioni locali, in particolare nei territori più fragili. Noi crediamo che il buon funzionamento di una regione sia compito del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Per questo cominciamo la legislatura con un'interrogazione tra i primi atti a chiedere al Presidente della Regione che si interloquisca con gli organi superiori affinché il servizio postale nei territori sia garantito e non ci sia l'accentramento dei servizi e l'eradicamento di servizi territoriali che depotenziano la qualità della vita delle nostre comunità e dei nostri cittadini.
Allora io ringrazio veramente Jonathan Montanariello di essere qui con noi, questo consigliere regionale del PD. Buongiorno. Di centrosinistra. Io specifico sempre perché qualcuno dice ma bisogna andare avanti, sì, però quello che è bisogna anche spiegarlo, ognuno cosa fa. È bene anche per noi specificare, ecco. Con tutto il rispetto per i colleghi, però noi stiamo da questa parte, abbiamo la nostra visione di società e ce la teniamo ben stretta, ecco. Anche perché quando mi dicono, specialmente i sindaci, lista civica, dico spieghiamo bene cos'è la lista civica, perché dietro la lista civica a volte si nasconde il partito, voi sa che con la civica magari riesce a prendere più voti del partito. Diciamo che in alcuni piccoli comuni dove vengono fatte liste uniche in realtà sono civiche, ma dentro ci sono gli esponenti da una parte del centrodestra, da uno al centrosinistra, e che nei piccoli comuni si fa, diciamo, la lista unica, o per esempio anche noi abbiamo segretari di partito come Campolongo, San Stino, che sono consiglieri della lista civica ma sono iscritti al Partito Democratico, segretari del viene in mente Molena, Pellizzon, cioè esponenti, quindi voglio dire, il civismo non vuol dire non politica, ecco, il civismo nel momento in cui ti candidi vuol dire che tu stai facendo politica, è una visione di società. Adesso abbiamo anche Rossella Cendron che era sindaco a Selea, è stata appunto votata, fa parte delle civiche, rappresenta le civiche a livello regionale, però fa parte di un partito anche lei. Fa parte delle civiche che guardano nel centro-sinistra. Perché bisogna anche spiegare a casa chi sono, e non è che ci sia tutta questa informazione, fa piacere ma ci sono, insomma, la collega Cendron, che saluto, è un bravo sindaco che si è candidato, è un consigliere che appartiene a una formazione politica che si chiama le Civiche Venete ed è annoverata tra il centro-sinistra nell'intergruppo con il Partito Democratico e altri soggetti, quindi è una persona che appartiene a un movimento politico di estrazione civica che sta a centro-sinistra, non è che la Cendron e Stefani è la stessa roba, voglio dire, perché uno è civico. Tanto per capire, saluto e ringrazio anche Iva Pontarollo, presidente centro rafting da Bassano, turismo Veneto Canoa. Allora magari sa far salire qualche politico in canoa, fargli provare l'ebbrezza. Ecco, cosa dice? Ecco, li vediamo poco forse. Io ci sarei sempre voluto andare a fare rafting. Adesso dopo mi lascia il numero, mi faccio dare così provate un'emozione diversa magari. Allora, grazie veramente a Iva Pontarollo di essere qui, così parleremo anche con lui di giovani, di questi ragazzi che forse quelli che alzano l'asticella, fargli fare più sport anche siccome vogliono provare un'adrenalina molto forte, magari con questi sport magari la provano e si calmano un attimino, forse investire anche là, oltre con i psicologi, perché se parla solo di psicologi vorrei, con tutto il rispetto che ho, magari fargli fare un po' più di sport, questo belli tosti sport, prima la box, adesso il rafting. Basterebbe che si alzano alle 4 della mattina e vanno a guidare una corriera a Mestre o un vaporetto in Canal Grande, che la sera sono abbastanza stanchi da andare a letto e non far casini in giro. Ma forse lo sport aiuta di più, perché se uno è spericolato, prima di dargli la corriera o il battello, meglio che vada a fare un po' di rafting o di box. Allora, com'è la situazione in Regione Montanariello? Cosa sta vedendo? C'è un cambiamento? Sembra che tutti vadano d'accordo, l'armonia, invece fratelli coltelli, fratelli serpenti, io lo so, siamo in televisione perciò noi vediamo. Ecco, come vede la situazione, anche perché Montanariello sa di cosa si parla, sono tanti anni che fa il consigliere, perciò vede la situazione, molti cambiamenti, oppure rimane tutto uguale? Ma sicuramente un cambiamento epocale sia dal punto di vista più sostanziale, cioè una volta c'era il presidente che godeva di grande consenso, capace di comunicare, manco de fare secondo me il presidente Zaia, però de più de comunicare, quindi c'era un po' il centro dell'iperuranio che era la giunta. Oggi sostanzialmente c'è un consiglio regionale estremamente forte e strutturato, fatto da ex sindaci, da ex assessori che l'hanno fatto per 10 anni, gente che ha scritto la legislatura degli ultimi 10 anni della regione, e quindi risulta evidente che c'è intanto un cambio totale, no? Si passa da una giuntocentrica visione a un consiglio che diventa il centro di tutto, un consiglio molto strutturato, tra cui all'interno c'è anche lo stesso ex presidente della regione, l'attuale presidente del consiglio Luca Zaia,
e dove il tema non è fratelli, non fratelli, il tema è che stiamo assistendo, ma lo dicono anche sul giornale gli esponenti della Lega, a un reale cambio storico dove si tenta palesemente di mettere da parte tutto quello che era il mondo di governo di Zaia per dar spazio a una visione di governo. Legittimamente arriva Stefani, si porta i suoi, la sua visione, però c'è da dire che tutti quelli che in questi anni sono stati con Zaia non se la passano molto bene, insomma, qualcuno è andato nel gruppo misto, qualcuno è andato sul giornale a dire che ne ha messo i bastoni tra le ruote, e lo vedo anche dopo loro per tenere la pace dicono ma gli abbiamo dato le presidenze di commissione, ma ci mancherebbe anche altro che se tu decidi di avere la Lanzarin marcato, quella gente lì in consiglio, tu dopo che non può fare l'assessore gli metti un presidente di commissione appena arrivato che non sa neanche dove la porta. È evidente che questo qua non ti fa andare neanche avanti i lavori, cioè ci mancherebbe, ma penso era il pannicello caldo più facile da poter mettere, ma è evidente che tutta la catena di comando che era col presidente Zaia è stata totalmente decapitata. Io sono problemi loro, non entro in merito, magari è anche giusto perché il presidente Stefani arriva, oh ragazzi, il presidente è lui, vuole governare lui, si fiderà della sua squadra e della sua visione di regione, però è evidente che penso che questi, dalla scorsa legislatura a quella attuale, dalla 11ª alla 12ª, sia un cambio epocale privo di altre, forse uguale a quando c'è stato il passaggio Galan-Zaia. Quindi penso che siamo di fronte a uno scenario del genere con una Lega ricca di tensioni interne, e lo vediamo, insomma, con gruppi misti, un gruppo del Presidente o altro, Fratelli d'Italia che come sempre non ci hanno dato, mi arrabbio, dopo vabbè dai ci daranno, Forza Italia che ancora una volta viene fortemente marginata e rimane fuori dalle scelte di governo, e quindi la tensione c'è, è tantissima. Io credo che con i primi provvedimenti il Consiglio regionale diventerà il centro del mondo legislativo e proverà anche a dettare il tempo alla Giunta, cosa che credo sia anche giusta perché l'Assemblea legislativa è il Consiglio, non l'esecutivo della Giunta. Allora saluto anche Raimondo Silveri, Presidente Nazionale Lega Abolizione della Caccia, mi fa molto piacere averla ospite, abbiamo appunto il consigliere regionale Montanariello, ecco vedremo anche di interloquire tra di voi per capire cosa fare, sono temi importanti, il fine vita, la caccia, qui ci sono i referendum che vorremmo partecipare ma non ci lasciano partecipare o molto poco rispetto anche a questa delicata situazione che viviamo, anche perché, e lo dico al Presidente Silveri, vediamo i giovani che sono molto attenti invece a questo, all'ambiente, agli animali, nel mondo del volontariato li troviamo vicino alle associazioni che si occupano di questo, meno dalle altre, perciò grazie veramente di essere qui. E allora iniziamo anche a salutare e ringraziare Ivan Pontarolla. Allora Pontarolla cosa dice? Com'è la situazione? Cosa si potrebbe fare anche con l'aiuto della Regione, investimenti importanti per dare la possibilità a questi ragazzi veramente di capire che si possono fare dei percorsi molto belli, ecco, con lo sport, con uno sport inclusivo anche, con le fragilità, invece qua è tutto diviso, tutto particolare. Prego. Intanto buongiorno a tutti i telespettatori, grazie di questo invito. Ma ci vorrebbe, sicuramente abbiamo le associazioni sportive che fanno un gran lavoro sul territorio e secondo me andrebbe favorito l'associazionismo sportivo, le imprese sportive che lavorano sulla nostra regione, in particolarmente finanziate, aiutate in qualsiasi modo perché fanno un gran lavoro sui nostri giovani, come anche lo fanno gli scout, come lo fanno i centri estivi per fargli vivere delle esperienze. È risaputo anche che l'attività motoria, spendendo 1 sull'attività motoria, si risparmia 3 sulla sanità. Cosa vuol dire? Se noi abbiamo l'80% del bilancio regionale, io se divento un politico, e non lo diventerò mai, investirei quell'1 sullo sport per avere un ritorno del 3 in sanità, per poi anche migliorare la sanità, migliorare i servizi. Ci sono tantissimi stati come la Norvegia, la Finlandia, l'Olanda che io conosco bene sia dal punto di vista sportivo che anche dal punto di vista lavorativo, e con tutti i turisti che vengono qui in Val Brenta
hanno dei modelli di sviluppo giovanile, di crescita dell'individuo, anche la Francia, molto dettagliati e molto curati. Io andrei a vedere questi modelli e lo riporterei qui sul nostro territorio. Chiaro che la regione, abbiamo un federalismo che è in piedi da 10 anni ormai, fatichiamo a realizzarlo, c'è anche un motivo, siamo un'Italia di 3-4 diversità, nel senso che abbiamo 3-4 marce, insomma. Qui viviamo in Val Brenta, abbiamo 30 associazioni a Vastagna con 2000 abitanti, c'è una forte coesione sociale, ci sono anche molti imprenditori, non c'è disoccupazione. Io direi che vivo in un'isola felice, sento meno i disagi che ci sono poi sul territorio nazionale, cioè li sento ma non li vivo, diciamo. Ma è meglio fare prevenzione, a mio avviso, perché non si sa mai, questa isola felice, se non fai prevenzione non può più magari essere isola felice, perciò è meglio prevenire. Sentiamo anche cosa dice Raimondo Silveri, presidente nazionale Lega Abolizione della Caccia, siamo collegati con Grosseto. Ecco, cosa vorrebbe dire a Jonathan Montanariello proprio in merito a questo? La Regione Veneto di questo tema mi sembra che ne abbiamo parlato tanto, però poi i risultati non ne vediamo, perché ci sono le lobby, non c'è niente da fare, le lobby potentissime, le lobby della caccia. Prego, Presidente. Sì, buongiorno, sì, grazie dell'opportunità che mi date. Sì, effettivamente la lobby della caccia è diventata veramente una cosa vergognosa. Calcoliamo che siamo nel 2026 e i giovani, come diceva lei prima, non hanno più interesse ormai di vedere massacrati animali, decine e decine di animali senza nessun motivo. La si poteva capire quando la caccia esisteva 40, 50, 60 anni fa, che ovviamente serviva per il cibo, ma adesso è solo un divertimento. Lo chiamano sport, si parlava prima, sentivo sport, ma cosa c'è di sport? Di andare, prendere, uccidere, massacrare un animale che poi tra l'altro sempre meno presenti, quindi ormai la maggior parte in via di estinzione. Purtroppo la politica, l'andamento, le stesse regioni, per un pugno di voti vendono la nostra fauna selvatica, le nostre bellezze naturali a pochissimi ormai rimasti cacciatori che appunto distruggono l'habitat, l'ambiente, perché solamente il fatto di uccidere, sparare piombo, abbandonare migliaia di cartucce nei boschi, e questo certamente non è una... e fa bene a raccontarlo, Presidente, bisogna parlarne. Allora la fermo un momento perché abbiamo Monica da Paesi in linea, vediamo se è ancora in linea Monica. Buongiorno, sì, buongiorno. Ciao Monica cara, prego. Volevo appunto dire una cosa al Presidente della caccia. Io sono contro della caccia da quando ero bambina, perché io abitavo nella zona di Monigo e avevo i cacciatori che mi impallinavano sempre i gatti, appunto, e ancora lo fanno, ancora vengono lì a cacciare a Monigo e non siamo riusciti ancora a mandarli via. Purtroppo devo dire è una brutta cosa che il Presidente Zaia ha sempre sponsorizzato i cacciatori, l'ha sempre fatto da anni e non ha mai fatto nulla per fermare tutto ciò. Io non so cosa ci sia di divertente andare a caccia ad ammazzare dei poveri animali che sono innocenti poi. Grazie cara Monica, grazie, sei stata chiara, devo correre perché vedi che ho tanti ospiti, però vorrei tornare, parleremo di tante cose questa mattina come sempre con le mattine da un tema all'altro. Noi abbiamo aperto con questo video delle poste di Montanariello, perché ormai andare alla posta vuol dire prendersi una giornata di ferie, che ti vada bene, che poi non torni indietro e non hai fatto niente.
Molte volte si trova poca professionalità dietro gli sportelli, lunghe code, costi altissimi. Parlavo prima con Montanariello, una raccomandata urgente costa 17 euro. Non so se ci rendiamo conto di cosa che diciamo, visto anche i pochi soldi che ci sono nelle tasche degli italiani in generale. Ma cosa vuol dire privatizzare e trovarsi in queste condizioni? Perché vediamo con le banche, vediamo tutto online, abbiamo una popolazione diversamente giovane. Io delle volte gli sportelli mi fanno una pena, non riescono a capire cosa fare, nessuno gliel'ha insegnato, adesso pretendono che questi sappiano usare lo speed, tutto. Cioè, ma cosa sta succedendo a Montanariello? Ma è possibile che la politica non riesca a capire che forse bisogna fare un passo indietro e capire a chi ti rivolgi, come ti rivolgi, con quali mezzi a disposizione hai per aiutare le fragilità? Prego. No, allora, partiamo intanto non tutta la politica, questa politica, perché uno dei maggiori azionisti delle Poste è il Ministero, che c'è un ministro leghista che aveva annunciato anche l'aumento di capitale privatizzato, quindi non è tutta la politica. Noi siamo per il servizio che resti pubblico e universale. Primo elemento, non entro in merito sulla professionalità delle persone, non è compito mio e credo che non ci sia un tema di professionalità, ma di quanto in modo sereno possa lavorare un dipendente allo sportello. L'altro giorno un ufficio postale è stato chiuso perché c'erano 12 gradi, quest'estate siamo andati a fare delle denunce perché lavoravano con 40 gradi, non immagini anche un vecchiotto che con Teschè con 40 gradi, che d'estate. C'è un tema, le poste, uno, presenza sul territorio. La presenza sul territorio non può più essere vista come un optional, perché nel momento in cui le poste decidono di diventare ufficio finanziario, di diventare posto dove tu fai il deposito, dove metti i soldi, dove è, non puoi decidere che c'è una eradicazione, un'ottimizzazione, perché diventano servizi essenziali per il cittadino che mette i soldi e deve andarseli anche a prendere o altro. Secondo elemento, anche perché c'è una forte popolazione anziana, grazie a Dio si vive di più in Italia, gli anziani aumentano, quindi. Due, noi siamo andati a fare una denuncia ieri insieme alla mia collega della Lega e il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, dimostrazione che non c'è una battaglia politica. Abbiamo detto anche al collega della Lega, vieni anche tu perché c'è il tema. Qual è il tema? Siamo andati a fare una denuncia perché a Dolo abbiamo avuto più segnalazioni che questa posta non arrivava, un avvocato ci ha raccontato che aveva delle carte di credito aziendali dal 15 novembre che gli dovevano arrivare e non arrivavano, un'assessora ci racconta che le carte del comune mandate a novembre sono state notificate quel giorno che eravamo lì e noi ci siamo recati senza nessuna polemica e senza nessuna telecamera per dire: ci spiegate cosa sta succedendo, almeno sappiamo cosa dire ai cittadini. Se stai tutti malati, portate pazienza, ma sai, perché è giusto anche dialogare e vedere a buona fede. Non ci hanno fatti giustamente entrare perché abbiamo provato a parlare con il responsabile del centro di distribuzione delle raccomandate, quindi non degli sportelli al cittadino di Dolo, e non è venuto fuori nessuno. Ci hanno fatto parlare con l'addetto alle relazioni esterne. Adesso non è che un sindaco in comune lo mandano all'URSP. Cioè, ti chiama un sindaco, 2 consiglieri regionali, farei parlare un dirigente che ti spiegherà. Si sono completamente negati. Noi abbiamo fatto un esposto presso la tenenza dei carabinieri dove abbiamo chiesto di fare una verifica. Noi, insomma, i cittadini ci dicono che le cose non vanno e mi fermo qui perché dopo tutti quanti parlano con questi telefonini, fotine, quindi bene o male le informazioni girano più di quanto ci si immagina. Siamo andati a fare una verifica perché oggi ci troviamo di fronte a cittadini che magari aspettano una multa, gli arriva in ritardo, devono pagare anche di più, gente come quell'avvocato che ci ha raccontato che aspettava. Allora, le poste sono le raccomandate, quello è un servizio universale e non vorrei sbagliarmi, credo di sbagliarmi poco, ricevono anche un compenso da parte del governo perché trattasi di servizio universale, spero di non sbagliarmi ma credo di no, l'avevo visto anche su internet, e quindi noi, siccome non possiamo fare le cose contro la legge, nel rispetto della legge siamo andati a fare un esposto. Non può più essere che le poste diventino un problema per il cittadino, cioè io ho capito che devono ottimizzare, fare utili, si sono quotate in borsa, devono abbassare i costi, togliere, però allora si dica, se le poste ha deciso di abbandonare la corrispondenza lo dica e allora a questo punto si fa un bando per un altro soggetto che si occuperà della corrispondenza, ma non può essere che le poste ormai fa tutto, assicurazioni, banche, schede telefoniche, viaggi, chi più ne ha più ne metta,
è il servizio principale che interessa al cittadino, non gli arriva la raccomandata. Allora gli uffici postali da una parte devono avere un presidio sul territorio, perché ricordiamoci che fa parte dello stato di salute delle comunità un ufficio postale che è lì e dà un servizio, e dall'altra parte, per quanto riguarda la celerità di consegnare, non si pretenda che abbiano la velocità di una PEC, ma non può neanche essere che c'è gente che riceve raccomandate di novembre, se fosse verificata questa cosa, perché dopo i cittadini dicono noi dobbiamo verificarlo, e quindi su questo abbiamo fatto un esposto chiedendo una verifica, un sindaco, un consigliere del Partito Democratico, una consigliera della Lega, proprio a ragion per cui dimostriamo che non c'è una battaglia politica, ma c'è una voglia di dire che i servizi sul territorio devono continuare a esserci. E se il trend è questo, le poste italiane hanno capito davvero male, perché finché il servizio andava e non andava, uno se la mette via, ma se dovesse diventare ordinario l'idea che nei territori ci sia l'abbandono di questo tipo di servizio, noi faremo le barricate anche nelle... Voglio vedere io se a quel punto, dal punto di vista etico, uno se la sente per prendere €1 in più di investire su una società pubblica che fa mancare il servizio ai cittadini. A quel punto la metterei anche su un investimento etico io, no? Soprattutto, anzi. Ecco, intanto è una bella cosa sentire che i partiti vanno d'accordo, centrodestra, centrosinistra, assieme. Se manca il servizio al cittadino, cosa fai? Il servizio al cittadino è quello che vorremmo noi sentire sempre. Mi fa piacere aprire il 2026 con una notizia anche positiva sulla trasparenza e capire cosa sta succedendo. Perché poi siamo noi che paghiamo alla fine. È sempre là no, paghiamo due problemi. volte, perché da una parte la fiscalità generale, dall'altra magari ti trovi una carta che ti dovrebbe arrivare e non ti arriva, oppure anche sta roba qui. Scusate, molti sportelli mi dicevano, io dopo ste roba adesso incomincio a verificarne, e dicono che dopo le 8, dopo le 10 di sera, alcuni chiudono il bancomat per paura che ci siano insomma degli scassi che portano via. Mi dicevano l'altro giorno, ripeto, io voglio verificare, ma me l'ha detto più di uno, in tutta la Riviera non trovo un postamat che funziona. Scusate, ma mica gois che apposta e vado ad andare a mangiare a pizza qua a famiglia, dove vado a prelevare? Io ho il libretto postale che mi hanno dato una carta che non è un bancomat, ma in banca ho iskei, mi serve €100 per andarmi a mangiare a pizza. Cosa vado a fare? Vado ad andare a Mestre perché ti ha paura dello scasso? E banche non ha paura dei scassi, dei piffessi che ha il bancomat là, ti metti come banche un'antiporta d'ingresso, fai una roba, cioè voglio dire, non è che quando si portano i soldi ti mettono il tappeto rosso, quando devi andare a prenderli hai paura che ci sia uno... Spero che non sia vero, perché se è vera è un'altra denuncia che farò. Andiamo a vedere invece Pontarolo, questo video rafting, ecco, e sentiremo da Pontarolo cosa vuole chiedere, ecco, anche al consigliere regionale, a questa burocrazia che sta soffocando anche il mondo del volontariato, dello sport. Paghiamo per fare i volontari dopo che abbiamo salvato con la pandemia, eravamo noi che uscivamo come mondo del volontariato e siamo più con le spalle al muro da questa burocrazia che veramente ci sta uccidendo. Andiamo a vedere questo video di rafting.
Allora Pontarollo, dalle poste passiamo allo sport, a questo bellissimo sport, ma però vediamo i giovani. I giovani ci sono se li intrighi con qualcosa che gli piace, anche con sport estremi, anche con un rischio magari per le famiglie, dico magari un po' elevato, ma ci siete voi. Ecco, cosa vorrebbe dire a Montanariello, visto che abbiamo un consigliere regionale? Perché noi abbiamo bisogno che qualcuno acceleri anche in regione, investi su quello che veramente serve. Non è che abbiamo solo la pista da bob e cortina, abbiamo anche in realtà, se permettete, da vedere e da aiutare. Prego. Beh, allora sfatiamo il fatto del sport estremo. Il rafting è uno sport adatto a tutti. Proprio oggi ho ricevuto un calendario dell'associazione Oltre le Mura che mi ha ringraziato che abbiamo portato i loro ragazzi diversamente abili nel fiume. È uno sport adatto a tutti. Noi qui abbiamo 30.000 ragazzi che vengono da tutta Italia. No, ridica il numero, quanti? 30.000 ragazzi che vengono da tutta Italia, dunque i dirigenti scolastici e gli insegnanti si affidano a noi perché l'attività ludica in genere, che non è solo rafting ma è anche aiuta a salvare un tuo amico facendo delle prove di salvamento in fiume, portandoli a pagaiare con la canoa, con il SAP o col Dragon Boat. Tutte queste attività sono anche di forte attrazione per tutte le attività culturali che abbiamo qui, perché non dobbiamo pensare alla nostra storia. Qui siamo pieni di tracce di grande guerra, abbiamo la ciclopista, abbiamo il più grande sistema carsico sotterraneo d'Europa che sono le grotte di Oliero, dunque anche il carsismo, l'importanza dell'acqua. Il rafting è quel forte ricordo che si ricordano di un'esperienza positiva legata alla nostra storia e al nostro ambiente regionale. Abbiamo Livio da Padova, poi continuiamo. Vai Livio. Ciao Mirella, saluto tutti i tuoi ospiti. Mi rivolgo al consigliere Montanariello. Mi può dire, consigliere, se me lo può dire, qual è il suo compenso mensile come consigliere regionale, il compenso netto? Grazie. Prego Montanariello. Sì, allora compenso netto, quello prima dei versamenti obbligatori che abbiamo, perché dopo ci sono i versamenti obbligatori che noi facciamo. Compenso netto, io che sono uno di quelli anche più pagati che ha diciamo l'indennità da vicepresidente, vai sui 7,8. Da quei soldi però noi firmiamo avanti al notaio che una parte, 1.500-2.000 dipende al mese, va data al partito, perché è evidente che anche quelli che lavorano, che ci scrivono le cose, vanno pagati, non è che quelli si pagano da soli, e in più a quelli bisogna aggiungere i contributi previdenziali che una parte ci mettiamo noi, perché non è più come prima che mette tutta la regione, una parte ce la mettiamo noi. Perché prima la metteva la regione? E prima credo che ci fossero i vitalizi, quelle robe lì, adesso io lavoro alla CTV, la CTV mi fa una carta, mi dice quanto costano i contributi, una parte la mette la regione, una parte me la pago io, se non rientro a lavorare ho il vuoto di contributi, e quindi diciamo ti resta all'incirca pulito sui 5.000. Su quei 5.000 che ti resta è tutto onnicomprensivo, quindi diciamo non c'è come una volta rimborso benzina, rimborso treno, rimborso no, tu hai 7-8, da quelli togli i soldi del partito e i soldi dei contributi che ti metti una parte e ti rimangono sui 5.000, quei 5.000 sono onnicomprensivi per benzina, spostamenti, comunque 5.000 è un buon stipendio, dai, Montanariello. No, devo dire, siamo dei privilegiati, non è un ottimo stipendio. Dopo bisogna dire una cosa. Finalmente, Livio, abbiamo sentito cosa prende. No, ma mi faccia aggiungere una cosa. Che se tu fai il consigliere regionale stando chiuso dentro casa tua sono tantissimi perché non hai spese. Se tu fai il consigliere regionale come lo fanno gran parte, facendo 50.000 km l'anno, dormendo fuori, pagando, è un importantissimo stipendio che però ti permette di fare il tuo lavoro. Perché se tu guadagni 2.000 euro al mese non puoi
fare 4.000 km al mese di benzina D, e quindi diciamo uno stipendio ottimo che ti permette di poter fare politica a tempo pieno sul territorio senza preoccuparti di doverti mettere la benzina o di dover... E qualcos'altro, ma come che fanno anche le persone che vanno a lavorare, che anche loro devono muoversi, si pagano la benzina, si pagano scusi, tutto. Mirella, no, Mirella, no, va ben tutto, però bisogna, siccome poi dopo scattano i populismi, le robe. Quando io vado a lavorare faccio da AB, io ho fatto una vita il pendolare. Io, per dire, le faccio un esempio, negli ultimi 3 mesi ho fatto 21.000 chilometri. Quando tu fai un lavoro giornaliero non sei 10 ore a spostarti, tipo oggi lei mi ha chiamato qui, io siccome è giusto che il consigliere regionale sia avanti media a dire cosa fa, alle 10 di mattina avevo già fatto 200 km. Sì, ma non è quello. Cioè, ora di sera te ne fa 500. Montanariello, nessuno toglie se avete ragione o torto dice, quando di prendere. si va a lavorare. Il problema è che purtroppo noi abbiamo degli stipendi con gente che si fa un mazzo così, che rischia la vita, lavori usuranti che non vengono pagati. Ecco, io penso che il consigliere regionale non sia un lavoro usurante. Ma assolutamente no. Almeno questo lasciatecelo dire perché... ma Mirella, le dico una roba peggiore. Mentre il politico ogni 5 anni si deve mettere ad esame dal popolo e dire vi è andato bene o no, noi abbiamo dei dirigenti pubblici che vincono un concorso per tutta la vita, magari li vedi che sono chiusi in qualche ufficio che non sa neanche quello che fanno e prendono 3 volte un ministro, cioè... Sì, ma non ne andiamo più fuori, allora adesso parliamo, come ha detto Livio, di quello che noi vediamo, appunto, e qualcuno giustamente, perché li abbiamo avuti, gira sempre la patata, chiari, perché... sappiamo che un consigliere regionale prende dai 7-8 mila euro, poi avranno le loro spese, le loro cose di partito, però noi sappiamo... perché sa, su sta roba, siccome mi sono svegliato stamattina, ho letto un articolo che consiglieri prendono 11.600 euro. Il mese scorso, se volete vi pubblico il cedolino, ho che non presi 6,3. Voglio capire dove sono andati quei 5,3 che sono sull'articolo, che ho scoperto che guadagniamo. Allora verificate, così noi siamo contenti, perché abbiamo bisogno di dopo il populismo fa presto a dire. Allora andiamo invece adesso a vedere la caccia, parliamo anche di questo. Presidente, cosa vorrebbe dalla politica, questa politica che parla, che tiene molto al cuore l'ambiente a parole, ma nei fatti vediamo che non è proprio così, le cose non vanno in questa direzione. Io vorrei far vedere anche quello che abbiamo sentito, questi cacciatori, cosa dice questa persona che ha avuto anche ospite, Marilena Rosada, e poi commentiamo con lei. Qualche anno fa ci hanno sparato sulla finestra, un'altra volta sulla finestra a casa mia. È ora di finirla. Sono tornati i cacciatori, un problema che il quartiere sperava di aver risolto una volta per tutte, e invece no, anzi, tra di loro stavolta c'era anche un bambino. La cosa gravissima, secondo noi, è che questo cacciatore aveva un bambino con sé. Allora io mi rivolgo a questa mamma o a questa nonna che ha lasciato questo bambino. Succedono continuamente incidenti, è veramente pericoloso. Noi non ne possiamo più, si è ferita anche la gattina di mia figlia. Nell'azienda agricola qua hanno ucciso tempo fa un gatto, il gatto delle bambine, galline. Ho un video dove un vicino qua, appunto domenica, era arrabbiatissimo, è veramente una roba allucinante perché rovinano gli orti. L'ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa. I cacciatori si muovevano con i cani al seguito, lasciati liberi di scorazzare ovunque. Un pericolo anche per chi percorre quelle strade strette e piene di curve. I cani raggiungono le case e dopo senti questi cacciatori che li chiamano, ma i cani non rispondono ai loro richiami e vanno in giro dappertutto. Danni anche ai campi coltivati. La vicina, quando ha sentito che i cacciatori chiamavano i cani che erano nel suo giardino, è venuta fuori di corsa col cellulare per riprendere, e nel video si sentono le voci di un vicino che si lamenta, anzi molto molto arrabbiato, perché gli vanno sempre sull'orto e vanno a rovinargli tutte le colture. Nonostante le aree di caccia autorizzate, continuano a spingersi nei centri abitati. A casa mia io devo poter stare come voglio, a casa mia entra chi voglio io, va bene? Ecco, questo è. Devono cambiare le leggi.
Presidente, allora come commenta questo video e cosa chiederebbe? Ecco, adesso prima c'era il centro-sinistra, adesso c'è la destra-destra, però cambiamenti ne vediamo pochi, tante parole, tutti tengono a questi animali, gli amici dell'uomo, e poi vediamo cosa succede. Prego, Presidente. Sì, è allucinante questo video, ma tutti i giorni riceviamo noi segnalazioni e richieste d'aiuto dalle persone che hanno questi problemi. In Italia l'articolo 842 permette ai cacciatori di andare ed entrare nei terreni, nelle proprietà private. Assurdo, e sono centinaia le persone che la mattina si svegliano e si ritrovano i cacciatori addirittura davanti alla propria abitazione. La legge 157, l'attuale legge, delega alle regioni ovviamente alla gestione dell'attività venatoria. Sono anni che chiediamo ovviamente a tutte le regioni di adeguarsi a quello che sono le richieste dei cittadini. Quindi la sicurezza in primis, calcoli che attualmente ogni anno sono decine e decine le persone che muoiono, tante vengono ferite, proprio, ma non solo cacciatori, chi è a far funghi, chi è a fare una passeggiata, chi si trova nel giardino di casa, che viene impallinato. Tutto perché le regole ci sono, non vengono rispettate, mancano i controlli ovviamente, e quei poche sanzioni che vengono fatte sono assolutamente ridicole. I nostre guardie controllano persone appunto vicino alle strade, denunciano anche per esplosioni di luoghi pericolosi, persone che sono già state prese 2, 3, 5, 10 volte, ma anche con attività di bracconaggio gravissime, e purtroppo dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, le rivediamo tranquillamente commettere le stesse sanzioni, gli stessi reati, e rimangono assolutamente impuniti, semplicemente perché lo Stato applica l'autorità del fatto, oppure l'oblazione, tutte cose che in 448 risolvono con poche centinaia di euro, e ecco il fatto che il giorno dopo ci ritroviamo davanti casa e a sparare. Quindi Presidente, la interrompo un secondo perché ho una telefonata, se no mi cade la linea. Abbiamo Franco da Venezia, poi riprendiamo. Vai Franco. Sì, buongiorno a te e ai tuoi ospiti, Mirella. Volevo chiedere al consigliere regionale Montanariello per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto che loro hanno alla fine della legislatura. Ho letto da qualche parte, ma Montanariello può più o meno confermarmi, che sono 500 euro mensili, no? Di accantonamento, di cui 180 li mettono i consiglieri e i rimanenti 320 li mette il pubblico, la regione. Se è così, io troverei più opportuno che li pagaste totalmente l'accantonamento, e cioè i 500 euro mensili. Cosa dice? Conferma quanto dico? Adesso sentiamo Franco, guarda, ti risponderà, però prima terminiamo con il Presidente, che veramente ho piacere di avere questa mattina ospite, perché è molto importante sentire anche cosa ne pensa Silveri di quello che abbiamo sentito, visto, e sperare che le cose cambiano, perché non può essere nella mia proprietà privata, ecco, il cacciatore può entrare, avete sentito e avete visto cosa ha detto Maria La Rosada di questa situazione a dir poco imbarazzante, se non dire anche drammatica. Presidente, ma la politica vi sta ascoltando? Cioè, ma come si può permettere una cosa del genere dentro casa mia? Sparo, poi vai a chiamare tu le forze dell'ordine. Sì, ciao, prego. Guardi, non si capisce nemmeno noi per quale motivo la politica continua a ostacolare queste nostre richieste. Noi abbiamo già depositato oltre 50.000 firme dove abbiamo proprio richiesto l'abolizione dell'articolo 842 del Codice Civile. Sono anni che continuiamo a chiederlo e non si capisce per quale motivo, per un pugno di cacciatori, ricordiamoci che in Italia sono rimasti circa 480.000 cacciatori, quindi sono un pugno, non si capisce per quale motivo a tutt'oggi non viene disatteso le nostre richieste. È una cosa vergognosa. Ha fatto bene a dirlo. Allora, Montanariello, rispondiamo e anche riusciamo a capire, ecco, la trasparenza, le persone hanno piacere di capire quali sono i compensi, perché e come vengono messi, come vengono spesi. Prego. Allora, lo stipendio del consigliere regionale è 6.600 euro
lordi al mese. Il 6.600 lordi, il TFR, come in tutti i contratti di lavoro, corrisponde a una mensilità all'anno. Quindi come in tutti i contratti di lavoro viene calcolata una mensilità all'anno di TFR, nel mandato da consigliere, sulla paga base dei 6.600 euro lordi non netti viene calcolato uno stipendio, un'indennità all'anno che è quella che viene data, diciamo, tipo TFR, alla pari di tutti i contratti nazionali d'Italia, con la differenza che non mette tutto la regione. Tipo io quando sono autoferrotranviere uno stipendio all'anno di TFR me lo mette via l'azienda. In questo caso non lo mette via l'azienda, mette via un terzo il consigliere, 2/3 l'azienda, e generano quei 6.600 lordi all'anno accantonati, di cui 2.200 il consigliere, 4.400 l'ente, ma è applicata quella volta che fu fatta la legge universale per tutti, che il TFR in base al reddito è uno stipendio all'anno. In questo caso, visto che c'è il privilegio che sei politico, un terzo se lo mette di tasca sua il politico, 2/3 li mettono loro, parliamo sempre di lordo però, ecco, 6 lordi all'anno e uno stipendio lordo all'anno non messo dalla regione, messo 1 e 2 in proporzione. Allora Montanariello, cos'è la cosa che la intriga di più da portare avanti? Ecco, abbiamo iniziato un 2026, le prospettive non sono così rosee, ecco, abbiamo un paese in forte sofferenza, ecco, dov'è che spingerete di più? Ecco, cos'è che sentite la necessità di portare avanti, ecco, di dare delle risposte anche ai veneti, che veramente questo ex ricco nord-est ce lo sogniamo ormai, visto l'aumento di poveri che abbiamo, prego, e sono famiglie che lavorano. Ma è evidente che il quindicennio Zaia ha lasciato un bene, cioè lo dico oggettivamente, lo dicono i numeri, insomma, eravamo una locomotiva perché crescevamo 7-8 punti in più degli altri. Ora tu puoi crescere in più degli altri di 1, ma se quello che 0,9, cioè se uno che cresceva a 0 e tu 7, se quello cresce 0,9 e tu cresci 1, la forbice competitiva del Veneto si è annullata, tant'è che ricordo che credo fosse un esponente di Fratelli d'Italia durante un convegno ha detto sì, se noi togliamo l'automotive siamo quelli che esportano più di tutti, se togliamo l'automotive all'Emilia Romagna, cioè allora devi togliere, questi hanno fatto investimenti pubblici per creare la Motorvalle con i privati. Il Veneto ha perso competitività, il Veneto dopo il quindicennio Zaia possiamo dire, non si offendano i concittadini veneti, che non esiste più. Non abbiamo più una banca veneta, abbiamo 3 aeroporti che non si capisce se sono andati in mano ai francesi, l'autostrada più importante è la Padova-Brescia in mano agli spagnoli, la strada che passa davanti a Venezia dell'autostrada in mano alla Serenissima che sono friulani, i servizi pubblici da Venezia in su li fa quasi tutti A2A che è Lombarda. E le 200.000 preferenze che ha preso, allora come le... Ma io, guardi, che non è detto che chi è bravo a comunicare e prendere voti vuol dire che corrisponde al fatto che oggi il dato oggettivo è quello. Gli assi strategici del Veneto non esistono più, ci stanno comprando anche nella piccola e media impresa e noi reggiamo perché vengono da fuori a comprare la nostra piccola e media impresa e non so quanto durerà. Ci troviamo in una condizione dove un giovane su 2 che scappa dal Veneto, un giovane su 2 va in Emilia Romagna o in Lombardia perché hanno i servizi e le infrastrutture sociali e fisiche. Ci troviamo di fronte a una regione che insomma, ha fatto della qualità dell'aria essere sanzionati piuttosto che eccellere nel consumo del suolo, dei problemi nascosti come polvere sotto il tappeto, e siamo di fronte a una regione che se tu stai male vieni preso in carico dall'ospedale sei un uomo fortunato perché sei in un buon posto del mondo che ti curano, ma se tu non stai male devi fare la prevenzione e devi capire cos'hai. Siamo in una regione che la sanità territoriale non esiste più, abbiamo accentrato tutto in questi grandi ospedali di hub centrali come se la gente che vive nelle campagne, nei territori limitrofi non esiste e che ha da farsi 50 km per andarsi a fare una visita. L'accesso alla sanità è interdetto, perché non possono dire che va tu. Io chiederei a tutti i cittadini da casa quanta gente è andata al CUP e se va bene ti hanno dato mesi, qualcuno è andato bene che c'era il buco per carità,
ma c'è gente che non ha avuto neanche date per quanto lunga era la lista. Ma non è che questo è un Montanariello, Veneto che devo non è il correre perché Veneto, siamo in non è il chiusura. Veneto di 10 anni fa, di Ma non 20 è anni che fa. la politica, ecco, soprattutto la politica quella forte, ecco, sia gestita dalle lobby, dai poteri forti, questi numeri che arrivano, da dove arrivano tutti questi numeri, Montanariello? No, però io vorrei capire da dove arrivano tutti questi numeri di persone elette, delle volte non sai neanche chi sono. Sfattiamo un mito. Allora, uno, se la gente cominciasse a vedere i consigli regionali, a vederli, non a vedere solo il video su YouTube e la partita su Sky, a vedere quelli come me che vengono pagati bene, profumatamente per rappresentarli, a vedere, se li cominciassero a vedere, io penso che il presidente Zaia non prendeva 200.000 voti, perché ha più del 90% di assenza in aula. E quindi non lo vedeva proprio, non che non vedeva quello che fa, non lo vedeva proprio. La gente deve cominciare a interessarsi del suo futuro, non può lamentarsi che il politico non va bene e dopo se io domani mi alzo in aula e dico una cosa insensata non lo sa nessuno perché tutti guarda Sky, il Grande Fratello o i Real su YouTube o tutti quanti si sono laureati su Google adesso. Uno, incominciano a interessarsi. Allora vediamo se i politici incominciano a... È come a Roma, se mettiamo le preferenze perché in Parlamento, il 90% di quelli che in Parlamento non torna in Parlamento. Primo elemento. Secondo, le lobby, non è un tema di lobby, è lobby fa le lobby. Ma le lobby riescono a entrare nella pubblica amministrazione quando c'è un politico accondiscendente. Allora è giusto valorizzare l'impresa, è giusto valorizzare il cittadino bisognoso, è giusto valorizzare la stampa, è giusto valorizzare il volontariato, ma le lobby entrano se il politico si presta. Se a me mi chiama una lobby che mi vuole parlare, io l'ascolto, ma di coscienza mia faccio le cose, magari mi dice anche una roba giusta, mi dà una soluzione per eliminare le liste d'attesa, l'ascolto, non ho pregiudizio, però le lobby entrano quando qualcuno li ascolta. Allora io sono sicuro e firmo con la mano sul fuoco che se i cittadini si collegassero durante i consigli regionali a vedere i consigli regionali in diretta, metà di quelli che per anni sono stati eletti non sarebbero più eletti. Abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno ai suoi ospiti. Allora, vorrei un'informazione. Siccome quando viene la postina qua a suonarmi, ecco, vado giù perché c'è una raccomandata da firmare. Io firmo, però devo firmare con il dito, con un mestiere come un cellulare là. E non mi riesce mai bene la firma, devo ripetere 4 o 5 volte. Se c'era con una pennetta facevi prima oppure come una volta con il libretto là e la penna, ma devo firmare e provare 4 o 5 volte e ci perdi 10 minuti in quel sistema là, non andrebbe bene così. Cara Mirella, i nostri diversamente giovani, cos'è sto casino qua che devo firmare 4-5 volte? Poi rispondiamo se abbiamo tempo perché sono proprio in chiusura. Sentiamo e chiudiamo invece anche con rafting, mi fa piacere. Iva Pontarolo, come chiudiamo? Ecco, con quale messaggio? Vediamo anche delle foto che ha mandato. Prego Pontarolo. Chiedo al consigliere che porti in aula una richiesta di finanziamento per le strutture sportive con progetti soprattutto sani e veritieri, non finanziamenti a pioggia, e per il rinnovo delle strutture e delle attrezzature e dei mezzi, perché in questo periodo secondo me anche l'Europa non sta sostenendo molto l'attività sportiva e sarebbe proprio una necessità anche per i nostri giovani di avere tutto efficiente in modo che anche i genitori e in questo caso con le scuole anche con noi siamo all'altezza di essere efficienti per dare il massimo per i nostri giovani. No, belle queste immagini di giovani. Comunque se voi avete progetti, ci sono delle leggi ad hoc dove si presentano i progetti anche per le associazioni sportive che credo abbiano 1 o 2 finestre all'anno, dove di fronte alla presentazione di un progetto che viene valutato positivo c'è il riconoscimento di un contributo, ovvia la rendicontazione successiva. Devo dire che non arrivano grandissime cifre, ma quando le associazioni fanno domanda ho ritorno in giro con
più di qualche volta il contributo, ecco, arriva, quindi vado a controllare. Pontarollo presenta i progetti in regione, dai, ci sono bei progetti, chissà che il 2026 ecco, sia più favorevole anche a questa realtà che ne abbiamo veramente bisogno. Abbiamo il nostro Gianfranco Valeri, poi andiamo col presidente a Grosseto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno sugli ospiti. Signora Mirella, mi sembra, sempre consigliere regionale, parlare, mi sembra di avere 30 anni in meno, 40 anni in meno. È perché una volta la politica andava fatta così consigliere, una volta i politici venivano, ci adescavano subito quando avevamo i pantaloncini corti, anche i comuni piccoli avevano le sue sedi, si andava, si discuteva e c'era una competizione. Nel 94 che tutti battevano le mani, che hanno portato Craxi in esilio, l'hanno fatto fuori e tutto, il capitalismo si è impadronito anche dei partiti. Secondo me non andrà, se noi sul territorio non mettiamo ancora i partiti, una democrazia senza partiti non è una democrazia, è una democrazia. Gli americani ci hanno importato qua, tutto hanno importato anche questo. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco Valeri, devo assolutamente vedere questo bellissimo video che ha portato il nostro presidente. Silveri, dopo rispondiamo, devo vedere il video perché sennò non ce la faccio. Gli animali rari, ecco, ci merita, veramente bellissimo, andiamo a vedere. Molti credono che all'alba del XXI secolo non esistano più o siano ridotti al lumicino i cacciatori bianchi nell'Africa nera o altri avventurieri del genere e credono che per trovarne qualcuno sia necessario ripescare vecchi film di Hollywood. A lume di logica dovrebbe essere così, ma così non è. Tra il 2014 e il 2022 sono stati importati nell'Unione Europea trofei ricavati da oltre 27.000 animali di specie elencate nella Convenzione di Washington, la cosiddetta CITES, alcune gravemente minacciate d'estinzione. In Italia ne sono arrivati 492. Il nostro paese è il quarto importatore di trofei di leoni africani di origine selvatica e il quinto importatore di trofei di elefanti africani, una vera e propria vergogna. Alcuni stati europei, come i Paesi Bassi ed il Belgio, hanno già provveduto a vietare importazione e riesportazione legali dei macabri souvenir. Altri, come la Finlandia, hanno introdotto forti limiti. In Italia abbiamo 2 proposte di legge gemelle con lo scopo di porre fine al commercio legale. Quella presentata alla Camera dei Deputati porta la mia prima firma. Contro lo scandalo dei trofei è impegnata in una campagna globale l'organizzazione Human Society International, con la quale presentiamo a Roma, presso la Camera dei Deputati, nel complesso di Vicolo Valdina, la mostra fotografica Natura morta in consegna, che resterà aperta dal 12 al 21 di marzo. Gli scatti dell'autrice Britta Jasinski ritraggono animali trasformati in oggetti, ma anche indirettamente la psiche disturbata di chi pensa in questo modo di appropriarsi della loro magia. Presidente, come ci saluta e cosa vuole dire, ecco, e che messaggio e che appello vuole fare? Prego. Beh sì, allora vi saluto dicendo che ormai l'85% degli italiani sono contrari all'attività venatoria, ovviamente anche al contrabbando degli animali, quindi si spera che in futuro la politica prenda atto ovviamente della volontà degli italiani. La cosa buona è che la maggior parte dei cacciatori che sono rimasti, che poi non sono tanti come ho detto prima, in Italia, sono persone che hanno da 70 anni e oltre, quindi un'attività che sicuramente, se la nostra politica non lo vuole comprendere, comprenderà che andrà lentamente a finire. Grazie veramente Presidente di essere stato con noi. Allora, Montanariello come ci saluta? Se voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire che il signor Gianfranco Valerio ha ragione ed è uno dei motivi per cui io ho espletato i 5 anni del mio precedente mandato facendo più di 300.000 chilometri sul territorio, dormendo fuori 3 giorni a settimana e stando a casa a cena con la mia famiglia non più di 3 sere al mese,
perché mi nutro di relazioni con i territori, con la gente, è quello che deve fare il politico, ed ha ragione, bisogna tornare a discutere e fare le battaglie in modo onesto, anche riconoscendo i propri errori quando ci sono. Quindi dico che ha pienamente ragione, perché poi tutto il resto sa, e il guadagno, la spesa, la mangiare, sono tutti populismi che distraggono l'attenzione di massa, no? Come il referendum. Cioè, adesso il politico deve lavorare. Il problema non è quanto guadagna il dirigente pubblico, il problema è quanto fa per il popolo. Perché se a me il cardiologo mi salva la vita e mi mette a posto, ma dateli €1 milione al mese a uno che salva le vite. Il problema è che c'è una classe politica che si è dimenticata che il suo datore di lavoro sono i cittadini che ne pagano stipendio, e quando questi ti chiamano tu li devi ascoltare. E io devo dire che ho fatto 5 anni così e ringrazio i veneti, perché ho avuto personalmente una grande soddisfazione. Non c'è un comune nel mio collegio dove non prendo centinaia di voti, in qualsiasi comune della provincia. Vuol dire che quel modo di far politica paga ancora. 2, volevo chiudere dicendo che i impegni del futuro sono tanti. È chiaro che al centro di tutto, secondo me, viene l'idea che dobbiamo lavorare e batterci per una sanità pubblica, efficace, efficiente e accessibile in questa legislatura. E io sinceramente, Mirella, mi va bene tutte le belle parole che dicono Gerosa, Stefani, ma la verità è che il Veneto, quando parliamo, come diceva prima l'amico del Raffating, l'80% di bilancio va alla sanità, no! I soldi che Roma ci dà dal Fondo Sanitario Nazionale, arrivati nel bilancio Veneto, cubano l'80% e vanno alla sanità. Ma il Veneto mette che, ad esempio, a libera destinazione sua pedemontana, non sua sanità. E io vorrei che in questa legislatura si mettessero al centro sanità pubblica e territoriale, il tema degli anziani e dell'invecchiamento attivo che va affrontato. Basta perché non ho più tempo. E l'ultimo, il tema dei giovani, perché non può più essere che abbiamo le migliori menti in Veneto e ce le vediamo, dopo averle istruite, andare in altre regioni e realizzarsi, perché noi non siamo capaci di interpretare una società che è cambiata e abbiamo le leggi di 40 anni fa con i giovani che oggi hanno bisogno di realizzarsi. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Poi sono partito lasciandoti lì, pentito che strano è pensarti così, sentirmi nel cuore, dai ritorna qui, da giorni mi manchi e fa male così. Sono entrato in una chiesa e non solo per una preghiera, mio Dio perché ora che sono lontano, la sto pensando ancora l'amo, non è normale se canto pregando, ieri non ero così lontano e oggi che ho raggiunto la mia meta, mi ritrovo al punto di partenza, tornerò e non ti lascerò. Ora con il vento ritornerò, già lo so che mai più ti lascerò, la tua voce scalda come il sole, il tuo respiro è fonte nel mio cuore, gli occhi tuoi mi parlano d'amore, baciami son dolci le tue parole, è un battito che pulsa nel mio cuore, la luce del tuo viso e resto senza parole, ascolta il vento per un momento, sorridi adesso e nel tuo cuore ritornerò, ascolta il vento per un momento, non un segreto e nel tuo cuore lo canterò, cercando uno svago distante da te, ma non per tradire un segreto non c'è, ascolta il vento e il mio cuore perché non ti ho mai tradita il mio amore per te. Ora è il momento di parlare, sono andato via, ti ho fatto male, a volte per un uomo capita di sognare, per una donna è facile non perdonare, lo so di averti fatto anche soffrire, al centro del tuo piccolo costale, ora questa novella non puoi continuare, ma se mi ami ora non mi puoi lasciare, tornerò e non ti lascerò. Ascolta il vento
tuo cuore ritornerò. Ascolta il vento per un momento, non ho un segreto e nel tuo cuore lo canterò. Ora come il vento ti abbraccerò, già lo so che mai più ti lascerò. La tua voce scalda come il sole, il tuo respiro è fonte nel mio cuore. Gli occhi tuoi mi parlano d'amore, baciami, son dolci le tue parole. Che un battito che pulsa nel mio cuore, la luce del tuo viso resto senza parole. Si ferma il vento, non c'è più tempo, il presentimento che dal tuo cuore mai ne uscirò. Marcos, corazón latino, la melodía inmortal, mi hermanos, la familia, mi amiga chitarrita. Ed è con noi questo cantante Marcos, che ha scritto anche la canzone, grazie di essere qui. Però sarà in doppia veste Marcos, perché parleremo anche di incidenti sul lavoro, oltre che di musica, questa passione di Marcos. Complimenti Marcos. Grazie. E soprattutto la superficialità. Chi va mai a pensare? Proprio a me deve capitare. Marcos è con le stampelle, adesso vi racconterà la sua storia e anche la sua passione. Saluto anche Bigliato, Ennio Bigliato, Presidente Associazione Nazionale Italiana Mobilità. Grazie Ennio anche tu di essere qui con noi. In Fatto di Stampelle andiamo bene questa mattina, vero Ennio? Sì, ecco, soprattutto per la mobilità. Allora, partiamo proprio con Marcos. Allora, cosa è successo Marcos? Sei arrivato con le stampelle perché hai avuto un incidente sul lavoro. Sì, proprio l'ultima ora di lavoro che non pensavo mai che mi potesse capitare, perché ne senti tutti i giorni sui telegiornali, o feriti gravi oppure morti, e non ci pensi fino a che non ti capita. Questo è, però devi sempre stare attento, attentissimo, perché non basta mai essere attenti, non basta mai. Un'altra cosa importante da capire, cosa vuol dire provare invece a farsi male e che è andata bene avere le stampelle? Infatti mi è andata molto Pensiamo anche bene. a Bigliato, tutti i giorni uscire di casa, che non puoi farne a meno. No, a me sinceramente dico che mi è andata bene, perché poteva essere molto peggio. Ringrazio Dio che mi sono solo rotto il perone e il maleolo, perché sennò poteva essere molto peggio. Può capitare, fino a che non ti capita non lo puoi sapere. Dici a me non capita, invece ragazzi attenti, attenti che è una cosa, lavorare oggi può succedere sempre. Che lavoro fai tu Marcos? Faccio magazziniere e in più faccio consegne con il furgone per una ditta qui di Noventa. Bisogna fare prevenzione anche su questo. Prevenzione tantissima. Ennio Bigliato, cosa vuoi dire? Ecco, tu che sai cosa vuol dire avere le stampelle, lavorare con le stampelle, uscire con le stampelle. Com'è la situazione Ennio? Cosa vedi in giro? Come apriamo questo 2026? Come abbiamo chiuso il 2025 per quanto riguarda anche i diversamente agili? Prego. Bigliato è caduto? Sì, allora andiamo a vedere i numeri che hanno dato i sindacati, fanno molto pensare, sono numeri veramente importanti per capire cosa si può fare per cercare anche di avere più prevenzione. Andiamo a vedere sindacati, infortuni, lavoro. Fiaccole accese per chiedere più sicurezza sul lavoro. In Veneto dall'inizio dell'anno si contano già 4 vittime. A Montebelluna CGIL, CISL e UIL hanno promosso una fiaccolata dedicata alla sicurezza. Partenza da Piazza Duomo e arrivo in Piazza d'Armi, dove interverranno i segretari generali. Una scelta non casuale. Proprio qui nel 2021 perse la vita il 23enne Mattia Battistetti, schiacciato da un carico di 15 quintali precipitato da una gru in un cantiere. Una morte che resta il simbolo di una strage silenziosa che continua. La nostra proposta è quella di partire con un nuovo patto per la sicurezza che coinvolga tutti, istituzioni, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, per far sì che tutti assieme lavoriamo per creare nuovi ambienti di lavoro molto più partecipati da parte dei lavoratori
affinché ci sia quella salute e quella sicurezza che dobbiamo per forza garantire a tutti i lavoratori. I numeri restano allarmanti. In provincia di Treviso nei primi 10 mesi del 2025 sono stati denunciati oltre 10.800 infortuni sul lavoro con 13 vittime mortali, un dato in aumento rispetto all'anno precedente con una crescita significativa tra i lavoratori over 60. Perché sono la fascia fisicamente più debole e sono la fascia che oggi in questo modo rappresenta la maggior parte dei lavoratori presenti, che ha più presenza all'interno delle aziende in questa provincia. Morti e feriti. Per i sindacati non si tratta di fatalità ma di responsabilità precise. Servono più controlli, prevenzione e tutele perché non si deve morire lavorando, mentre si avvicina l'ultima udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti il 22 gennaio a Treviso, dove alcune organizzazioni sindacali si sono costituite parte civile nel processo. Sì, il 22 ci sarà la sentenza, capiremo bene come finirà quel percorso. Allora Ennio Bigliatto, cosa vuoi dire? Sei caduto proprio nel momento che ti avevo chiesto cos'è il diversamente agile che si muove tutti i giorni, lavorare con le stampelle e soprattutto gli infortuni che possono capitare. Abbiamo sentito cosa ha detto Marcos, mai avrei immaginato di uscire con le stampelle e mi è andata anche bene. Prego Ennio. Questo è il grosso problema di coloro che purtroppo passano da un mondo all'altro mondo, che si trovano proprio completamente spesati. Le istituzioni, tra l'altro, sono in questo punto sono veramente assenti, nel senso che non danno istruzioni, non danno un supporto per continuare a vivere. Ora, adesso il nostro interlocutore è anche, chiamiamolo nella disgrazia, è anche fortunato, perché mi pare di aver capito si è rotto solamente un femore. Dico solamente perché purtroppo a me capitano che vengono persone che purtroppo o rimangono in carrozzina o altro. Il continuare a vivere, andare a lavorare con le stampelle, eccetera, è completamente un altro mondo, perché ci si trova in un mondo dove non è preparato a ricevere i soggetti con disabilità, e che bisogna dire anche un'altra cosa. Da 40 anni a questa parte passi ne sono stati fatti da gigante, però purtroppo siamo ancora anni luce indietro rispetto a quello che è fuori. Se mi permette Mirella, vorrei dire una mia esperienza fatta a settembre. Sono andato a New York una settimana con altri amici, tra l'altro tutti quanti in carrozzina. Bene, non abbiamo avuto un problema di barriere architettoniche. Addirittura per spostarci, cosa facevamo? Ci mettevamo a bordo strada, il primo taxi era accessibile, quello che in Italia non c'è ancora, anzi bisogna telefonare giorni prima, si devono preparare, eccetera, eccetera, eccetera. E non sto qua ad elencare perché altrimenti dovrebbe essere, credo una trasmissione di una giornata non basterebbe. Però l'Italia non è ancora preparata. Bisogna dire anche un'altra cosa, che i governi attuali non stanno facendo molto per questo campo. Anzi, ci sono stati ultimamente dei tagli non alquanto indifferenti, in particolar modo per l'abbattimento barriere architettoniche, per cui dispiace dirlo, però è così. Bisogna fare un distinguo però, se mi permetti, che è questo: chi si fa male al lavoro o in itinere, come si dice, andando o tornando al lavoro, tra virgolette è anche molto fortunato, ripeto, tra virgolette, e vi spiego perché. Perché essendo invalido INAIL ha praticamente tutto. Chi è invalido INPS purtroppo, per avere un qualcosa, stampelle, carrozzine, tutori e quello che gli va dietro, deve aspettare mesi e forse dopo arrivano. Dico forse, perché poi quando è ora di firmare l'ultimo atto c'è sempre qualcosa che non funziona.
Molto chiaro, Mireia, Elio, ti ringrazio di averlo detto. Io sto cercando anche di portare avanti la battaglia sulle assunzioni del mondo dei diversamente agili. Lo dicono i sindacati, i numeri non ci sono, le aziende fanno fatica ad assumere una persona diversamente agile, perché quando vedono questo vedono rallentamento, si va molto più piano, perciò diventa un problema e non dovrebbe essere così. Ecco, io penso che veramente anche questa sia una battaglia da portare avanti, perché abbiamo queste persone che lavorano anche molto bene e che dovrebbero avere più opportunità di lavoro. I numeri non ci sono, non c'è niente da fare e qua dobbiamo accelerare. Ecco, cosa vuol dire? Ecco, tu lavori ad esempio, sai cosa vuol dire? Adesso non puoi lavorare, sì. Sei accompagnato e le barriere architettoniche che diceva Ennio le hai provate, prima magari sì. non ti accorgevi neppure che c'erano. Prego. Fa paura il pensiero, fa veramente paura, perché se hai un problema così e non ti assumono, cosa fai? Cosa fai? Non ti assumono. Anzi, addirittura se ti capita che ti fai male, può succedere che ti stai facendo lavoro, ti succede un incidente, è normale, perché il capo ha bisogno di uno che gli fa questo lavoro che tu non puoi più fare per un bel po', e assume un altro e te ti lascia a casa. Può succedere, è cosa che può succedere. Adesso anch'io devo fare delle serate, messo così cosa faccio? Mi sono rovinato da una parte e anche dall'altra. Però ringrazio sempre a Dio che sono ancora qui. Questo è vero, però è anche vero che, come dice Bigliatto, bisognerebbe accelerare, abbiamo gli strumenti, le potenzialità per farlo, però su questo tema si va molto piano. Molto piano, perché loro non sono là con le stampelle, loro sono dentro gli uffici che fanno il suo lavoro, è normale che lo devono fare. Ma nessuno pensa che sta male. Marco, quanto ti aiuta anche in questo periodo difficile, perché come hai detto vuol dire che una parte di te deve stare ferma, non può fare quello che faceva prima, ma questa passione, la musica ti aiuta. Qui hai portato la chitarra, ma non credo che faremo in tempo. Prova a provare, dai, qualcosa di veloce se riusciamo. Io sto continuando a scrivere ancora musica e canzoni, che ad aprile faccio uscire l'album con 10 pezzi miei, è arrivato ora. Quando è iniziata questa passione, Ma Marcos? avevo 12 anni, 11 anni io, che avevo promesso ai miei genitori una volta che stavo guardando Sanremo. Ti salutiamo magari che si stanno guardando. Non ci sono più, mio padre è Cavassa Giancarlo e mia madre è Gambini Carmen. Eccola qua. Io sono Cavassa Marco, in arte Marcos. Sono veneto, dal Veneto. Però questa passione te l'hanno trasmessa loro. Me l'hanno trasmessa i genitori. Allora sentiamo, dai, vai. E allora facciamo una canzone che è sempre su YouTube, che la potete trovare, Marcos, che si chiama Strano Destino. Vai. Che strano incontrarti stasera, in questa festa non l'avrei detto mai. Invitato da una mia amica, dimenticando che era anche la tua. Come sei bella stasera, mi guardi fisso mentre balli con lui. Che solamente un amico mi abbracci suavemente dolce che mai. È strano il destino, ma adesso lasciamoci andare senza fermarci mai. Vivi, 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 balli, 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 ma che bambola che sei. Sorridi, ridi, ridi, mi baci, baci, baci mentre balli qui con me. E vivi, 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 balli, 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 ma che bambola che sei. Sorridi, ridi, ridi, mi baci, baci, baci mentre balli qui con me. Bravo, bella, mi piace, proprio penso anche a voi a casa, soprattutto il ritmo che ci mette, le parole anche molto belle. Mi invento tutto io, composizione, temi, frasi, parole. Le dedichiamo allora a tutte quelle donne che non ci sono più, a quelle che veramente stanno soffrendo anche loro con le stampelle per essere state picchiate, massacrate Poverine, dai no. loro compagni. È la cosa più che io odio, quella, perché le donne, ragazzi, non si può approfittare delle donne. Le donne sono prime, noi da dove nasciamo? Bravo. Da dove Ennio, nasciamo come noi? ci saluti? Cosa vuoi dire? Ormai siamo in chiusura, cos'è la cosa che ti preme di più di dire? Ecco, come vorresti che fosse questo 2026, la politica dove dovrebbe accelerare per voi? Prego. Dovrebbe stanziare un po' più soldi ed operare in più nelle cose. La politica deve capire una cosa, che se
il disabile lo fa lavorare, non è più un disabile a carico dello Stato, ma diventa un contribuente dello Stato. Sì. Questo mi sembra la base di tutto. Fino a che la politica non capisce questa cosa, non andremo da nessuna parte. Come si sta muovendo la Regione secondo te? Hai preso dei contatti, hai sentito le parole del nuovo Presidente della Regione Alberto Stefani, come vuoi commentare? Allora, io dico una cosa, se mantiene quello che io non l'ho visto purtroppo, non sono riuscito ad interloquire, però se da quello che mi dicono i miei associati, se mantiene quello che ha detto, potremo fare qualche passo in avanti. Poi la politica sappiamo sempre, Mirella, sappiamo che si va ad accordi, tu mi dai, io ti do, per cui non lo so. Io sono aperto in tutto, mi piacerebbe poter collaborare in questo campo con i politici, ma ultimamente si trovano solo porte chiuse, questo devo dirlo. È vero, speriamo che le porte si aprano, come abbiamo sentito anche dai miei ospiti questa mattina, abbiamo avuto anche un consigliere regionale. Ecco, l'importante è che anche loro devono fare squadra, non dividersi tra partiti, ma portare avanti il Paese, la Regione, sui temi che veramente servono a questo Veneto, una volta ex ricco nord-est, e adesso guardate come ci troviamo anche noi, purtroppo, e per fortuna che c'è il mondo del volontariato. Grazie ai miei ospiti, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Rieccoci a casa di Marcellino e Sonia. Che c'è anche la radio Tacà, sì, così vuol dire che fa allegria. Che emozione per Mirella, guarda, è un incontro che non speravo neanche tanto, dire il vero, perché sarebbe stata una battaglia veramente dura per vincere sta guerra. Però che ha fatta è una roba allucinante e bisogna credere che questo darà forza anche a altre donne, altre famiglie che vivono questa situazione di dire guarda che te puoi farglia. E ora intanto saremo sentati stavolta sulla carega, siamo sui careghe e sulla panca, non sul divano come che altra volta, perché siamo più dritti stavolta, siamo barra dritta stavolta, bei dritti. E ora intanto Sonia una roba bellissima che ti te mega detto, che finalmente tuo fiol te sa a potere, che partia ieri una roba grandissima, non poterla avere. Cosa da tu provare anche il momento? Ti lascio immaginare più dei miei figli, cioè me ne voda. E ti Marceo, quando che ti eri lontano da tua famiglia, che ti eri vista sta battaglia, cosa sei che ti pensavi dentro di te per continuare a lavorare su sta roba? In comunità mi adattavo, cioè mi mettevo a lavorare, sono andato all'orto, ho fatto cose, tutto quanto, in modo da non pensare un pensiero fisso. Ovviamente, come io dicevo ai miei educatori, che sì che penso all'alcol, però penso all'alcol non per beverlo, ma a quello che mi ha ridotto l'alcol, come mi ha ridotto. Avresti mai pensato di ritrovare la tua famiglia, il tuo uomo, il tuo marito? No, sinceramente non era la prima volta che cascava così in basso, però l'ultima volta devo dire che ho visto veramente male. Ci sta quello che mi ha fatto, mi aveva una scarica elettrica di ti ti muovi o io resto morto là sul divano. E per fortuna che sta chi che mi aveva parlato di te e mi va a provare. Ascolta, ma quanto venne voto a sto uomo? Perché non se ne fa se vinse la guerra? Sa stare a sua, ti ha fatto un'altra guerra come donna, come mamma, come moglie. Quanto pensa che te ne vuole? Certo, è il papà dei miei figli, certo, le volte mi fa arrabbiare moltissimo anche adesso. Mi sono una brontona di natura comunque. Però sinceramente sono ancora quasi perché che non provo niente, certo che no. Quanti anni di matrimonio? 38. Mi sono venuta l'ultima volta
e era il tuo anniversario del matrimonio e io ero distante e ti eri talmente a via che ti avevo visto che non sapevo più cosa farti per tirarti un fiasù. Sì che sono abituata a non festeggiare niente perché se non siamo abituati, però sta lontananza. Sarà Ma vi rendete conto che coppia, che matrimonio, che storie che vi raccontiamo, che belle storie, una storia che sembrava finita senza più niente e invece cosa è successo? Che domani dove sei che te va? Vado a Portoguaro, anzi domani parto oggi subito e torno a Portoguaro perché domani mattina comincio a lavorare un'altra volta con il nipote e purtroppo quando trovo lavoro devo andare dove che lo trovo. Non importa, guarda, anche fossi in capo al mondo, basta che te vai a lavorare perché quello ti darà l'energia per superare tutto il resto perché giustamente capiterà e perciò questo ti darà un aiuto a te, a tua moglie, a Sonia che mi vuole un bene dell'anima perché è veramente una donna, una guerriera che mi piace a morire guerriere che ha combattuto per la sua famiglia perché sì perché mi ha combattuto per suo fioi passone vuol dire che sento quanto che teneva a sta putea perciò adesso mi fa il suo regalo che avevo sempre detto il sostegno della grande famiglia che avesse sempre di sì e ora questo se l'assegno Sonia della grande famiglia di Rete Veneta. Ecco, mi spero che ti porta bene come che porta bene che altri, perché ti ha portato tanta fortuna. Questa grande famiglia porta tanta fortuna. Cosa vuoi? Devo dire, speriamo che sto periodo non buio, adesso è il periodo stabile, cioè sereno, che dura tanto. E ti Marcellino pane e acqua! Sì, voglio dire solamente che grazie a essermi cavata via non segna ancora detto definitivo del tutto, però l'intenzione mia è per non ricascare più, di non tornare più su quei fauci dell'alcol. E nello stesso tempo diminuisco anche a fumare perché con un pacchetto faccio 2 giorni e so sempre Dio perché prima di impisciarmi una sigaretta pensare se ho effettivamente voglia e quando che c'è sta l'ultima che ho fumato. Sei bravo. E posso solo ringraziarvi tanto a voi altri, adesso spero che mi vada bene anche col lavoro, di trovare questa continuità col lavoro. Per il momento mi tocca andare distante e purtroppo qua non trovo e vado perché per me. Vai alla grande di Mirella.